fa quello che te sa fare. Salta su fradeo, che domani se modea. Se ora sta barca che ne porta via da qua. Se ora so schiena nera, al mar non monterà. Qualche strada se verserà, odio dopo odio, tocca il fondo da chi a scavare. Dimetti fradeo, se non sa se sbagliare. Dimetti fradeo, c'è vita se sta qua. Questo è il biglietto che ti pagherà. Onda dopo onda e promesse se la scavessa. Piova dopo piova, tutto il sangue si sta a lavare. Chi che conta storia non è quel che poi la fa. Quel che conta storia nasconde verità. Da sti morti, da sti ricordi, da sto solmaia. Se parte adesso, che dorme tutti, sarà porta pian. Da pare in pare, da mare in mare, da luna in sole. E intanto il bramo, quieto quieto, da coppa sul fiore. Da pare in pare, da mare in mare, da luna in sole. Intanto il bramo, quieto quieto, da coppa sul fiore. Da pare in pare, da mare in mare, da luna in sole. Intanto il bramo, quieto quieto, da coppa sul fiore. E dopo questa canzone di Radio Fiera, sono canzoni con parole veramente importanti, presento subito due graditissime ospiti. Abbiamo in presenza Daniela Ferrari, Presidente Penelope Veneto. Grazie Presidente, sabato avevamo un collegamento che non andava bene. Allora pensate alla sensibilità di questa Presidente che ha capito l'importanza invece di parlare. Io ho visto i medici, Presidente Ferrari, allibiti, il dottor Frezza, di fronte ai numeri che lei stava cercando di dare. Nessuno sa questi numeri, no. Poco, solo gli addetti ai lavori, invece la comunità, la società deve sapere, capire e fare qualcosa. E saluto anche la dottoressa Maria Domenica Pedone, Presidente Commissione Pari Opportunità di Treviso. Grazie anche a lei, dottoressa Pedone, di essere qui con noi questa mattina. Apro con due donne che sono in prima linea, due donne che cercano di dare anche un qualcosa
cosa per far capire l'importanza di essere insieme, di fare squadra, di capire, e non parlano solo alle donne, parlano alla società. Ecco, è questo l'importante. La società è fatta di donne, di uomini, di bambini, di ragazzi, di giovani, di meno giovani. Noi dobbiamo parlare alla società e cercare di fare comunità. Ecco, cosa dice Presidente Ferrari? Prego. Dico che hai pienamente ragione, i problemi non si risolvono mai da soli, bisogna lavorare in rete. Noi come associazione a volte si sente dire la rete di Penelope è questa, quella di fare squadra e di stare attorno alle persone che sono in difficoltà e di sostenerle. E poi fare anche un'attività di sensibilizzazione, no, della cittadinanza, di pungolatura per le istituzioni. Quindi, però questo è cioè fare volontariato è assolutamente importante. Dedicarsi agli altri, dedicare del tempo agli altri aiuta noi stessi, ma anche la società civile. Cioè, ormai abbiamo visto la nostra... tutto si basa sul volontariato, pensiamo a Croce Verde per esempio, no? Quindi siamo un popolo anche molto propenso a fare del volontariato, quindi bisogna che insegniamo anche ai ragazzi, non solo quello che non deve essere fatto, ma noi di solito diciamo non fare questo, non fare quello, non bere, non correre, invece bisognerebbe anche dire fai. Vai, partecipa agli incontri, partecipa alla politica, fai sentire la tua voce. Bisogna anche contrapporre i no i sì a un qualcosa di positivo, tra cui il volontariato, che è fondamentale. Allora, Presidente Ferrari, ieri abbiamo fatto questa giornata importante, il 17 marzo, parlando sulla sicurezza stradale. Vediamo se riusciamo a far vedere la locandina. È successo ieri, dove queste mamme che hanno perso i loro figli sono messe in prima linea per cercare di far capire che loro vogliono giustizia, loro vogliono delle risposte, ma soprattutto vogliono far capire che quando qualcuno ti porta via questa meraviglia, questo uomo, questa donna, questo ragazzo, questa ragazza, che non entrerà più da quella porta, questi familiari di questi altri ragazzi, di queste altre persone, dovrebbero incontrare queste persone. Sì. Non è possibile sentire una mamma che dice non ho mai ricevuto una telefonata, non ho mai ricevuto un biglietto, ecco, mai niente, addirittura mai il perdono. Più di qualcuno non si pente di quello che ha fatto. Vero. Ecco, a queste mamme c'era il dottor Antonio Foiadelli, già procuratore a Treviso, e lui ha detto semplicemente: è vero, ho toccato con mano tantissimi casi, però noi applichiamo le leggi. Ecco, una volta la legge mi permetteva che se uno uccideva una persona, la prima cosa che chiedevo ai servizi e alle forze dell'ordine che avevo di fronte: è scappato, si è fermato, è scappato, arrestatelo. Adesso non lo posso più fare, non lo potrei più fare, perché sono cambiate le leggi. Cosa dice, Presidente? Beh, diciamo che l'introduzione dell'omicidio stradale ha dato anche una maggiore attenzione legislativa a un reato che purtroppo causa dei danni, non solo la morte della vittima, ma anche dei danni nelle famiglie gravissimi. Quindi in questo senso c'è stato un incremento della pena rispetto a quel tipo di reato. Quello che manca, che però in qualche procura si sta muovendo qualcosa con la giustizia riparativa, è il fatto che ci sia una certa obbligatorietà del reo di partecipare a dei percorsi in cui deve necessariamente rendersi conto che non ha investito il gattino, con tutto rispetto comunque per gli animali che hanno anche loro la dignità, ma che quella persona che è morta aveva un futuro, soprattutto se era giovane, ma anche se era anziano, ha dei nipoti, quindi voglio dire rendersi conto che non stiamo parlando di numeri, ma di persone, di vite, di famiglie. Io per il lavoro che svolgo, insomma, ho avuto modo di conoscere alcuni percorsi di giustizia riparativa, e il feedback che ho avuto sia dai familiari delle vittime della strada, ma anche degli operatori, è che quando il reo si trova davanti veramente alla vittima e capisce e riesce ad entrare un po' in empatia, quindi a percepire il dolore che ha causato, fa un esame di coscienza un po' più approfondito, che non è solo il calcolo di quanto mi daranno,
perché purtroppo a volte la giustizia si riduce a questo. Mi sono fermato, tu dicevi, no? L'omissione di soccorso è un reato, quindi c'è l'aggravante, però c'è all'aggravante, no? Sono tutti conteggi che sviliscono quello che invece è un danno gravissimo che si fa alle famiglie. Ferrari, è vero quello che dice lei, perché bisogna sempre dare una possibilità, Sì. non ho sbagliato, e speriamo che riesca a capire questo dramma. Ma loro lo vogliono in carcere questa persona, non la vogliono agli arresti domiciliari. Certo. Allora tu fai anche un percorso educativo, rieducativo, lavorativo, ma vai in carcere, non vai agli arresti domiciliari. Io non posso vedere questo uomo di fronte a me, perché abito vicino, con la sigaretta in bocca sul poggiolo, che mi guarda anche con magari un certo non so che. Io non posso vedere questa cosa. Queste mamme, questi papà vogliono queste figure in carcere, facciamo la rieducazione, ma vai anche in carcere, non ai servizi domiciliari. Saluto anche la dottoressa Maria Domenica Pedone, Presidente Commissione Pari Opportunità di Treviso, e sono felice che abbia preso questo ruolo, perché spero veramente di collaborare con la dottoressa Pedone. Tanti anni che ci conosciamo, non vedo immobile, non so se mi sente. Sì, no. Io la sento, ecco. Non so se lei mi sente. Sì, la sento, ma è immobile l'inquadratura. Vabbè, intanto mi sente, dottoressa Pedone. Allora, quello che volevo appunto dire è cercare di fare squadra tutti assieme. Non è per questione di visibilità, di più uno, più l'altro, ma finché rimaniamo divisi non andiamo da nessuna parte. Le associazioni devono essere divise, le pari opportunità devono dialogare con le associazioni, non fare un cerchio magico, quelle sì e le altre no, perché? Io spero che lei riesca a fare questo, l'ho chiesto anche alla referente regionale di opportunità di genere di fare questo, perché sennò non ci siamo. Io spero che lei dia una svolta a queste pari opportunità. Le ho detto che io sono in provincia da una vita, e dal 2010, se ne avessi visto una volta, e hanno l'ufficio dentro in provincia, siamo a 50 metri. Le ho allora, qui in sede. Per quanto Prego, dottoressa. Allora, io chiedo scusa, ma ho il collegamento che non sta funzionando molto bene, per cui ogni tanto vi sento a singhiozzo. Non so adesso se mi state sentendo. Sì, bene. Ecco, allora, per quanto mi riguarda, il lavoro di rete è un elemento che per me è fondamentale e imprescindibile. Io milito, insomma, lavoro nelle pari opportunità comunali del Comune di Treviso da 9 anni praticamente, e da 6 rappresento all'interno della Commissione Pari Opportunità, rappresento l'ULSS, per cui lavoro, no? Io sono un medico dell'ULSS 2. Allora, sicuramente io in questi anni però non ho visto una mancanza di lavoro diretto da parte della Commissione Comunale Pari Opportunità. Abbiamo cercato sempre di instaurare una collaborazione, un lavoro con le varie associazioni presenti sul territorio, che si occupano di pari opportunità, che si occupano di combattere la discriminazione, eccetera. Poi all'interno del comune ci sono dei tavoli di lavoro che lavorano con ulteriori associazioni che si occupano di altro, che non si occupano di pari opportunità, no? Perché non si può neanche mettere allo stesso tavolo tante associazioni diverse che hanno finalità differenti e che quindi non andrebbero a lavorare bene. Però sicuramente lavoriamo per la rete, insomma, e la rete per noi è fondamentale. Guardi, dottoressa, non perché io sono Mirella Tuzzato e ho piacere di partecipare, chissà per cosa, è che però penso che col percorso che abbiamo fatto tutte assieme, tutta la squadra, perché ricordiamo che nel direttivo non c'è solo Mirella Tuzzato, è un direttivo fatto di 8 persone,
Ecco, un banco solidale, proprio visto che lei ha parlato per non fare discriminazioni, penso che abbia lavorato in questo, tanto è vero che abbiamo tantissime persone di tantissimi paesi che vengono a prendere, collaboriamo con la Procura dei minori, col Ministero della Giustizia, capisce che faccio fatica a capire come mai non arriva mai, in quanti 10, 3, 14 anni, un invito a un tavolo. Penso di avere tutti i requisiti, parlo come direttivo, non come Mirella Tuzzato, per partecipare a questi tavoli. Io non do né la colpa a lei né la colpa a chissà chi, però c'è qualcosa che fa venire un punto di domanda. Ma io spero che lei riesca a capire l'importanza di fare squadra, di parlarci, di dialogare, perché sa, più persone possono, specialmente quello che hanno vissuto, anche certe famiglie possono dare il là, altre che non l'hanno vissuto. Certo. Le mamme ieri erano veramente tante, ieri vedrete i servizi che andranno in onda da domani, spero anche questa sera sul telegiornale di Antena 3, abbiamo detto proprio questo, ecco, cercare di far capire noi ci siamo, ma noi ci siamo e abbiamo provato, voi non avete provato, voi non capirete mai cosa vuol dire un dolore come il nostro, perché non lo avete, e per fortuna che non lo avete provato, ma noi possiamo dire cosa proviamo, cosa potremmo fare tutti assieme, perché ci sentiamo così soli. Capisce che anche le pari opportunità in questo dovrebbero metterci là. Cosa dice Presidente Ferrari? Che la stessa cosa che è successa alle famiglie di Penelope. 21 anni fa 22 famiglie hanno deciso di unirsi perché si riconoscevano nel dolore l'uno dell'altro e si sentivano soli, cioè non riuscivano a dialogare nello stesso modo con altri che non avevano provato il dolore di una scomparsa. E poi però da queste due famiglie la cosa si è allargata e adesso in Penelope sono confluiti anche coloro che non hanno avuto una scomparsa. Perché? Perché hanno conosciuto non solo i familiari ma proprio il fenomeno, quindi è importante parlarne, è importante che queste famiglie escano fuori, non si chiudano, perché a volte purtroppo di fronte a certi dolori molto forti alcuni si chiudono. Invece bisogna parlarne, bisogna uscire fuori, bisogna fare rete per far sì che ad altri non succeda. Ne basta uno, due. Questo è importante perché ormai noi per i nostri scomparsi, se li ritroviamo ben venga, però alcuni ormai abbiamo coscienza che dopo 20 anni diventa difficile ritrovarli, però se possiamo evitare che uno scomparso rimanga in questa terra del niente per tutto il resto del tempo, perché la loro vita ormai dov'è? Capito? Ben venga, quindi bisogna parlarne. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno alle tue ospiti. Purtroppo il problema che io discuto è annoso, va bene, è sempre quello, perché 6 anni che sento parlare di queste robe e una conclusione giusta non si arriva. Le istituzioni che devono a fare qualche cosa devono appoggiarsi a voi che siete capaci di risolverli questi problemi, hai capito? Non fare ore, ti un ufficio e non sai anche cosa che sia, ma che parliamo tanto della vita, ma la vita è ti passi per le strade, ti vivi con i problemi e la vita non è studiare, deve diventare un scienziato, diventare bravo, intelligente. E la vita è una roba che ti vivi, che ti impari per la strada, superando i problemi, diventando grande. Quello che secondo me dovrei fare anche con i fiori assai liberi, cavargli i telefoni assai liberi, chi faccia quello che vuole, sempre controllare, quello che vuole mi sento desogare, sbagliare. Si cresce facendo queste robe, così si cresce, va bene, ma per ogni roba ti dà mamma e papà, la nonna, il zio, il cugino che ti risolve il problema. Ti dà gente che ti dice un secondo, così è grande, che ti dà un problema, che ti dà da risolvere per te, non ti dà a fare. E ora, dobbiamo ancora imparare da quello che siamo qui a quello che siamo, che abbiamo l'intelligenza artificiale, che abbiamo la medicina che galoppa e ne porta fino a 90 anni e non siamo buoni a risolvere questi problemi, e dovrebbe essere semplice. Un incidente può essere, ma se ti sei perché ti sei imbriaco, perché ti sei un drogato, no, ti vai in galera
ma non ti dà neanche gli avvocati, perché non ti dà diritto. Ti dà colpa una persona, 2 o 3 ti scampi, non ti dà diritto a niente. Ti sarà una brava persona, ma se ti dà giro così, cosa vuoi che ti deve? Una medaglia? O se no ti dà la possibilità dell'avvocato importante, ti dà 2 anni e mezzo, così non ti fa niente. È una vergogna. A sé questi problemi qua, voi altri che sei in mezzo, dove risolvi da soli, che le istituzioni le alza a fare voi altri e le appoggia, perché anche uno che perde un filo. Basta però Rinaldo, perché sennò non riesco ad andare avanti. Grazie Rinaldo, grazie. Prego, dottoressa, vediamo se è ritornata la dottoressa Maria Domenica Pedone. Eccola qua, sì, la vediamo che si muove. Prego, dottoressa Pedone. Scusi, ma io se devo rispondere alla telefonata... Si parlava dell'importanza soprattutto di parlarsi, di dialogare, soprattutto di far capire l'importanza del dolore, la condivisione del dolore in varie sfaccettature che lei conosce anche molto bene, perché ci sono gli incidenti stradali, le morti sul lavoro, le scomparse, le malattie, cioè la condivisione del dolore è una condivisione a 360 gradi, è là che tutti dobbiamo fare squadra a mio avviso, indipendentemente di quello che ci occupiamo. Prego, dottoressa Pedone. Sì, no, come dicevo prima, cioè per noi come Commissione Pari Opportunità è fondamentale il lavoro di rete e lo stiamo portando avanti, l'abbiamo portato avanti con la precedente commissione che era presieduta da Valeria Zagolin e io sto rappresentando un po' la continuità di quello del lavoro che era stato fatto, perché io facevo comunque parte, ero commissaria anche della commissione preceduta da Valeria Zagolin, però mi preme chiarire che quello di cui si occupa la Commissione Pari Opportunità, anche se ovviamente noi cerchiamo di ampliare il più possibile la rete, però ha degli argomenti specifici che probabilmente non hanno modo, anche se poi il lavoro che noi facciamo incide anche in qualche misura sugli incidenti stradali, sulla povertà, eccetera, perché una maggiore consapevolezza per esempio di partecipazione delle donne nella vita pubblica, una lotta alla discriminazione, eccetera, va ad incidere sicuramente su un miglioramento e su un benessere più generale. Però noi non è che ci sostituiamo o partecipiamo a quelli che sono i lavori specifici dell'assessorato alle politiche sociali o alle attività che sono proprie del comune o che sono proprie di altre istituzioni presenti sul territorio. La Commissione Pari Opportunità ha un ruolo consultivo soprattutto di indirizzare le politiche di pari opportunità nei confronti del comune e del territorio sul quale lavora. Quindi noi sicuramente cerchiamo di fare azioni di sensibilizzazione su queste tematiche e di lavorare in collaborazione col Comune di Treviso per sviluppare certi temi come la discriminazione, la lotta alla discriminazione, come la violenza alle donne. Insomma, siamo in prima linea anche per sostenere quelli che sono i tavoli che sono stati istituiti a livello comunale tra le varie istituzioni che sul territorio si occupano di violenza di genere. Stiamo preparando in questo momento, un corso, un percorso insomma di tipo laboratorio rivolto alla popolazione per educare alla gentilezza, perché anche questo può essere di contrasto alla violenza di genere. Dottoressa Pedone, mi scusi, faccio questa parentesi, questa domanda. Secondo lei la povertà è una violenza di genere alla persona? Cosa? La povertà, secondo lei, è una violenza di genere alla persona? La povertà? Essere poveri, sì, essere poveri, non avere niente.
Beh, non è una violenza di genere, è sicuramente una sofferenza che si aggiunge alle possibili altre fragilità che sono comuni a qualsiasi individuo. Insomma, essere poveri sicuramente amplifica le difficoltà che una persona può avere, perché magari non ci fa accedere agli strumenti che ci potrebbero aiutare ad affrontare le fragilità, insomma. Sa perché le ho fatto questa domanda, dottoressa? Perché le donne che vengono al mio banco solidale, quasi tutte, mi dicono proprio questo: ci stanno facendo violenza. Ci sentiamo violentate come donne nel nostro intimo, non riuscire a mandare a scuola i nostri ragazzi uguali agli altri, non riuscire a fare la spesa perché non abbiamo un centesimo, addirittura non riuscire a prendere un autobus perché non ce la facciamo, non riuscire a vestirci, a truccarci, a fare quello, perché sono anche donne giovani, belle, tanto è vero che io do trucchi, parrucco, do tutto se si può. E loro invece dicono proprio questo: noi donne ci dicono, più degli uomini, perché noi abbiamo un'altra sensibilità. Loro sono un po' più superficiali su questo. Mio marito è più superficiale, non sente il mio dolore di donna. Per questo le ho fatto questa domanda. Presidente Ferrarini, come commenta lei questa violenza che loro dicono di subire? Io dico che la situazione economica, lo status economico è sempre stato uno strumento di controllo delle donne. Quando noi vogliamo che una donna non abbia una libertà di scelta, cioè le donne che all'interno per esempio della coppia non hanno un'autonomia economica, sicuramente non si sentono libere di scegliere di andarsene. Quindi l'aspetto economico nella storia, nella nostra storia, è sempre stato un elemento che ha schiacciato le donne più che favorirle. E questo è determinato anche, e qui entro anche nel campo proprio della dottoressa, è determinato da politiche sociali che vanno contro le donne, che sono politiche che non tengono conto per esempio della maternità e delle esigenze che hanno le donne che hanno un lavoro e vogliono comunque gestire una famiglia. Noi sappiamo che determinati lavori, se la donna vuole primeggiare, deve rinunciare ad essere madre e questo non va bene. Cioè, su questi temi, diciamo, sono un po' i temi centrali anche, no? delle pari opportunità. Io faccio un esempio banalissimo. Io sono un'appartenente alle forze dell'ordine di una categoria specifica. Nel mio settore le donne che non viene garantita alle donne l'avanzamento di carriera al pari degli uomini, cioè solo il 7% delle donne hanno diritto all'avanzamento di carriera e questo è scandaloso. Io lavoro all'interno del Ministero della Giustizia, quindi, e questo la dice lunga, perché se il Ministero della Giustizia al suo interno da sempre, dal 90, da quando sono nate le donne, coltiva questo indirizzo, è evidente che c'è qualcosa che non va, ma ad alti vertici, non dal basso. Anche agevolare i padri a fruire per esempio dei congedi parentali vuol dire aiutare le donne a fare altro, quelle soprattutto che hanno un'attività in proprio, no? Cioè io ho un'attività in proprio, se a mio marito il datore di lavoro concede il congedo parentale, io ho la libertà di gestire la mia attività. Quindi l'aspetto economico è un aspetto importante, da sempre per le donne, da sempre. Ma secondo lei, Presidente Ferrari, c'è qualcuno che non vuole fare questa ascesa a questa figura? Io sarei anche stanca di dividere tra uomini e donne, però sì, lo dobbiamo certo. fare perché questa è la verità, gli stipendi sono diversi facendo lo stesso lavoro. C'è qualcuno proprio che è ancora maschilista nel vero senso della parola, che tiene le file, che tira le file perché questa donna faccia fatica? Sì, inserisco, ma ne inserisco una su 100, basta vedere i numeri. Se andiamo a vedere i numeri maschili e femminili in qualsiasi attività, in qualsiasi lavoro, ma anche in politica, hai voglia di quote rosa. Quote rosa hanno dovuto metterle, certo. Ma hanno dovuto metterle. E a me non piacciono, ecco, appunto, e non piacciono, però per fortuna che hanno capito che forse era ora di inserire, ma se non ci fosse stato quello io penso che non ci saremmo neppure quei numeri, anche se risicati
sindacati che abbiamo adesso. Prego, Presidente. Guarda Mirella, io penso che qui siamo in un ambito che va proprio nella storia come popolo, perché in occasione della festa della donna è arrivato il messaggio del nostro capo dipartimento, che è un magistrato, quindi stiamo parlando di una figura professionale che si presume che abbia, oltre che una serie di competenze, anche una cultura di certo tipo, nella quale si diceva: vi auguro che vi venga dato il giusto riconoscimento anche per la vostra intelligenza. Io volevo morire perché dico: no, ma serve che qualcuno dica e lo mandi a tutte le donne, a tutti gli uomini, che alle donne vanno. Io credo che il problema stia proprio lì, che stia proprio lì, che purtroppo e negli ultimi anni si è coltivato questa idea che ciò che fa andare avanti la donna non è l'intelligenza ma altre cose, no? E le quote rosa in realtà dal mio punto di vista non hanno aiutato, perché non si è andato a cercare le donne con delle elevate capacità, che potevano essere anche più del numero delle quote rosa. Okay? Quindi noi dobbiamo lavorare sulle ragazzine nelle scuole. E io parto sempre da lì, bisogna partire dall'istruzione. Sentiamo come commenta la dottoressa Maria Domenica Pedone. Prego, dottoressa. Allora, sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto l'altra relatrice. Io assolutamente, insomma, in tutte le professioni, anche per esempio nella mia, no? Che sono un medico, malgrado le donne medico abbiano superato dal punto di vista della numerosità il numero di uomini medici, però poi nelle posizioni apicali ancora siamo una minoranza, insomma, no? Perché c'è questo cosiddetto soffitto di cristallo che non si riesce ad abbattere completamente, e quindi e questo a volte anche con la complicità, insomma, delle donne stesse non si abbatte, no? Perché a volte anche certi stereotipi appartengono alle stesse donne. Le stesse donne assumono quegli stereotipi di cui parlava la dottoressa non mi ricordo il nome. Dottoressa Ferrari, Presidente Penelope Veneto. Sì, Ferrari, mi scusi. Per quanto riguarda poi invece la violenza economica, quella di cui sempre parlava la dottoressa Ferrari, è assolutamente un aspetto molto grave, che tiene molto spesso legate le donne al proprio carnefice, al proprio compagno che gli usa violenza, perché non sanno dove andare. E a questo proposito, per esempio, il Comune di Treviso, attraverso il tavolo di lavoro contro la violenza, con tutte le istituzioni e le case protette, eccetera, ha istituito un gruppo di lavoro specifico per il lavoro, proprio per consentire alle donne che vogliono uscire dalla violenza, vogliono abbandonare la casa coniugale, abbiano poi una prospettiva per il futuro, insomma, no? E con Spazio Donna sta per essere attuato un corso proprio di economia finanziaria, insomma, proprio per cercare di dare strumenti il più possibile alle donne che vogliano in qualche modo acquisire strumenti per liberarsi dalla dipendenza economica. Molto chiaro, grazie dottoressa, devo assolutamente andare in pubblicità. Allora, vediamo questi dati, siamo in compagnia di Daniela Ferrari, Presidente Penelope
Veneto e la dottoressa Maria Domenica Pedone, Presidente Commissione Pari Opportunità. Allora, iniziamo a leggere questi dati complessivi per provincia, anno 2023. Guardate che dati, prego Presidente Ferrari. Allora, questi sono i dati della nostra regione e tenendo conto che l'anno scorso le scomparse sono state 29.315. Quindi insomma non sono così alti come in altre regioni. Il Veneto si trova più o meno all'8ª posizione, in cima c'è proprio la Lombardia come regione, però possiamo vedere che le province si distribuiscono nelle province in modo diverso. Il dato preoccupante dal nostro punto di vista è quello delle persone ancora da ritrovare, che sono 305, che si vanno a sommare a quelle degli anni precedenti. Voglio ricordare che le persone che non sono ancora tornate a casa sono 93.118, quindi sono tantissime. E sono dati sui quali noi, ecco qui vediamo i dati nazionali, come potete vedere la Lombardia ha 16.000 scomparsi, che rispetto ai 1.000 del Veneto sono molto di più. Ovviamente sono regioni di confine che forse risentono anche dei fenomeni migratori. Infatti se noi andiamo a analizzare i dati degli scomparsi, li possiamo suddividere in 3 macro aree. Quella più consistente è quella dei minori, che purtroppo rappresenta più del 70% degli scomparsi. In questo dato però si va a inserire tutto il pacchetto dei minori stranieri non accompagnati, che sono tantissimi, più del doppio di quelli italiani, e nei quali abbiamo una percentuale di ritrovamenti molto bassa, perché entrano e poi quando scappano dai centri non si sa dove finiscono. A noi interessa questo dato ugualmente come quello dei minori italiani, perché spesso i ragazzi, parliamo degli under 17, da 0 a 17, confluiscono in canali di criminalità, vuoi per il traffico di organi, la prostituzione minorile, la pedopornografia. Purtroppo la preoccupazione, ma i dati lo dicono, lo confermano, molti minori vengono direzionati verso questi settori. Un altro dato che va considerato è quello degli anziani, degli over 65, che rappresenta poco meno del 4%, e poi c'è la fascia intermedia che è intorno al 20%. Abbiamo avuto un incremento del 20% rispetto all'anno scorso. C'è una leggera inflessione perché l'anno prima c'era stato un incremento del 26%, quindi il fenomeno sembrerebbe un po' stabilizzato intorno a quella cifra. Il dato che voglio evidenziare e sul quale bisognerebbe fare anche dei ragionamenti, che poi sono collegati a tutti gli altri, alla violenza di genere, eccetera, è il fatto che questo fenomeno colpisce molto di più gli uomini delle donne. Nella fascia centrale, quindi parliamo dei padri di famiglia, no? Il dato degli uomini è quasi il doppio di quello delle donne. E secondo me è un campanello di allarme di una fragilità maschile legata a molti fattori. A quello economico, perché spesso questi uomini si allontanano perché non reggono la difficoltà economica e non vedono una via di uscita, e quindi adesso lo dico, abbiamo avuto dei casi in cui non è stato accolto il 110 e questi uomini si sono trovati ad fronteggiare delle spese per le ristrutturazioni che non erano in grado, noi almeno un paio di casi li abbiamo avuti. Quindi c'è una fragilità. C'è una fragilità. Noi siamo soliti a parlare sempre, no, delle donne, però è evidente che siamo due facce della stessa medaglia e se non sta bene uno non sta bene neanche l'altro e viceversa. Allora io penso che strada ne abbiamo da fare, dottoressa Pedoni. Pensi che ho avuto ospite una malata oncologica, una donna, anche non più giovanissima, dove ha raccontato che nel momento che il marito è venuto a sapere di questa malattia, di questo tumore, se n'è andato. L'ha lasciata. Pensate, lei ha detto è stato devastante per me perché in un momento, oltre a questa malattia che dovevo ancora elaborare però
perciò pensate cosa si può provare come donna. È stata lasciata dal marito, non dal compagno, dal marito di una vita, perché ripeto non era giovane. Prego, dottoressa Pedone. No, io volevo innanzitutto ringraziare la dottoressa Ferrari e attraverso di lei l'associazione Penelope che conosco e ho visto agire insomma in questi anni ad affiancare le famiglie insomma nella tragedia delle scomparse e ho visto che fanno insomma un lavoro veramente notevole di sostegno e di accompagnamento di queste famiglie. Io non oso neanche immaginare, insomma non mi è mai capitato, ma non oso immaginare come possa essere devastante per una famiglia non sapere dov'è un proprio congiunto, insomma, non vivere in quel limbo dell'incertezza. E il fatto della fragilità degli uomini poi mi trova assolutamente concorde. La società è cambiata moltissimo, le donne probabilmente sicuramente si sono evolute molto più velocemente adattandosi ai cambiamenti della società, molto di più rispetto alle donne, e questo ha disorientato e ha fatto aumentare probabilmente la fragilità negli uomini, però devono gli uomini stessi prendere coscienza di questo fatto, assumere la responsabilità di tutto ciò che accade e prendere in mano la situazione e fare lo stesso percorso di evoluzione che hanno fatto le donne. Ovviamente io non ritengo che ci debba essere contrapposizione tra i generi, no? Ci si accompagna e si collabora insieme, però per quanto riguarda per esempio la violenza di genere, gli uomini devono prendere coscienza che non è un problema delle donne, ma è un problema degli uomini che ha come vittime le donne. Abbiamo Mirko da Padova, dottoressa, un uomo, se non mi cade la linea, sentiamo Mirko, poi continuiamo, vai Mirko. Signora Mirella, buongiorno e un carissimo saluto ai suoi illustri ospiti che sono sempre così cortesi e gentili per portarci informazioni che tante volte non sappiamo di tutte queste informazioni. Una cosa che volevo dire, signora Mirella, è che io e i miei fratelli da giovane abbiamo passato purtroppo dei momenti terribili con il genitore che si ubriacava e tutto quanto, violenza in casa verso la mamma e non sapevamo dove andare, cosa fare, non c'erano associazioni, si andava alla polizia e la polizia diceva sì, portate pazienza, portate avanti, poi si andava, non so, dal parroco, anche lui, portate avanti, non esistevano queste associazioni, ma abbiamo passato, guardi signora Mirella, momenti terribili, ancora adesso che abbiamo una certa età, io e i miei fratelli ne parliamo, ne discutiamo, parliamo della nostra infanzia, persa in mezzo al terrore, alla paura, signora Mirella. La mamma sempre bastonata, cioè andava a lavorare, nessuno ci aiutava, eravamo abbandonati a se stessi. E poi noi da soli, piano piano, ci siamo creati un po' il futuro, un piccolo futuro, niente di più, sa signora Mirella, mi creda. Però eravamo abbandonati, dunque io sono favorevole a queste associazioni, devono esistere, devono penetrare nelle famiglie perché sono le uniche che possono stare vicine a queste situazioni drammatiche, perché io le ho vissute e le posso garantire che sono drammatiche. Vivi in un terrore continuo. Pensi, signora Mirella, che la mia paura era andare a casa. Io adesso ho una piccola casetta, io stare in casa mi sento in paradiso perché posso godere per un attimo una casa e ho quasi 70 anni e le dico sinceramente, però io ho passato questa realtà e le posso garantire che a raccontare non è pari mai alla realtà. La realtà è tutta, vivi nel terrore, questa paura sempre di affrontare questa persona, non sai quando vai a casa cosa trovi e hai questa mamma poverina, disperata, che non sa neanche lei dove andare a sbattere la testa e ci ha tirato su tutti e tre in maniera corretta, seria e massimamente
intelligente, perché ha fatto di tutto nella sua povertà anche, diciamo. Ecco, mi scusi di questo intervento. Mamma mia Mirko, mi fai un piacere enorme, guarda, una telefonata da brivido la tua per far capire, ecco, quanta sensibilità e quanta voglia anche di raccontare. Ecco, questo è l'uomo che si racconta, questo vogliamo noi. Se anche la mia trasmissione serve a questo, ben vengano le vostre telefonate, perché sono questi i problemi che l'uomo deve iniziare a parlare, a dialogare, a raccontare. Io ho un'amica, e qua lo dico, invece che è l'opposto, lei aveva questa figura femminile che era sua madre terribile, questa madre che rompeva tutto, questa madre che violentava il papà, l'uomo, pensate, ma di queste cose non se ne parla, eppure succedono, ce ne sono, perché noi vediamo sempre la figura maschile, ma c'è anche una figura femminile che a volte, queste bambine che avevano il terrore di arrivare a casa, per quello che dice Mirko, chissà adesso cosa succede, cosa farà oggi, ecco quante botte prenderò sia io che mio papà, pensate, eppure sono cose che succedono, ma come dice Mirko, non c'era nessuno che potesse aiutare queste bambine, non c'era nessuno per affrontare il problema, e là il problema è con le famose sentinelle del territorio. Prego, dottoressa Ferrari. È un caso, grazie Mirko, veramente. È un caso di violenza assistita, cioè nelle parole di Mirko abbiamo percepito tutto il dolore dei bambini che assistono alle violenze che avvengono in casa. E per quanto riguarda quello che tu hai appena detto, ne parlavamo proprio sabato con uno dei nostri criminologi che diceva che purtroppo sulla violenza rivolta verso gli uomini non c'è una statistica e c'è una grossa difficoltà perché gli uomini che ci sono, che sono sottoposti a dei rapporti particolarmente violenti anche da un punto di vista psicologico, morale, no? Non denunciano perché hanno il doppio problema di dover dire che sono dei maschi inetti se si fanno sovrastare dalla figura femminile, e però esistono. E sono, dal punto di vista del ménage familiare, comunque delle situazioni di violenza che poi vivono i bambini, che in questo caso l'intelligenza della madre ha fatto sì che loro crescessero con una sensibilità contraria. In altri casi invece educa i bambini alla normalità del male e della violenza, per cui poi diventa normale picchiare il compagno di scuola ed essere prevaricanti nei confronti della compagna e così via. Quindi è un circolo vizioso. Sentiamo come commenta la telefonata del nostro Mirko, che abbraccio e ringrazio per queste parole che ha detto, per questo coraggio di dire nonostante sia passato del tempo, io devo dire quello che succedeva una volta rispetto adesso, che ci sono dei punti di riferimento. Prego, dottoressa Pedone. Sì, no, la violenza assistita nei confronti dei minori è un tema che purtroppo per molto tempo si è lasciato un po', non si è affrontato. Adesso si comincia a lavorare strenuamente anche su questo, insomma ci si è resi veramente conto che bisogna assistere anche le vittime indirette della violenza, che sono molto spesso i figli della coppia, che in occasione per esempio di un femminicidio si trovano orfani della madre che è uccisa e con un padre che è colpevole di averli privati di uno dei genitori, insomma. E molto spesso manca poi il supporto, il dopo, no? Sono molto spesso quelli maggiormente condannati perché si ritrovano orfani senza più un sostegno economico, e se hanno dei familiari che li possono accogliere va bene, però sono molti casi, e Penelope li conosce bene, in cui si sono anche ritrovati ragazzi giovanissimi che hanno dovuto poi prendersi a carico anche dei fratelli ancora più piccoli, insomma. Abbiamo un'altra telefonata, abbiamo Maria Grazia da Verona. Ciao Maria Grazia. Ciao Mirella, sono Maria Grazia. Ho sentito la storia di quel signore là, ti racconto la mia. Ho fatto 53 anni di matrimonio
però adesso è 3 anni che sono vedova. Ho fatto 40 anni di matrimonio a essere picchiata, malmenata, trattata male con 3 bambini. Mi sono dovuta arrangiare perché nessuno mi aiutava. Cara. Adesso mi trovo a casa da sola, vicino ai miei figli, però hanno da fare e io sto male, sono stata ricoverata anche all'ospedale perché mi hanno operato, che sono caduta, mi sono rotta l'omero, sono messa male Mirella, ne sono in aiuto da nessuno, continuo a chiamare il parroco ma non ha nessuno, io non ce la faccio più. Quanti anni hai Maria Grazia? Maria Grazia, quanti anni hai? Aiutami. Maria Grazia, mi senti? Mi senti? Sì. Quanti anni hai? 74. 74 o 64? 74 anni. Allora Maria Grazia, lascia il tuo numero di telefono per cortesia, bene, che poi vediamo di chiamare. È Verona o un paese vicino a Verona? È Bovolone. Vabbè, Bovolone, ok. Nella bassa. Va bene Maria Grazia. Grazie Mirella, grazie di avermi ascoltato. Madonna. Grazie, grazie Maria Grazia. Ecco, sentite, e tutti i giorni, dottoressa Pedone, la stessa storia. Soli, abbandonati, anche se hanno figli, non li vedono, non li sentono, oppure non li hanno. E noi, io dico sempre, sa dottoressa Pedone, lo dico anche a Daniela Ferrari, che io dico sempre che non me ne può fregare di meno che siamo 7.500 associazioni di volontariato se dopo non riusciamo ad arrivare ad aiutare le fragilità. È come se non ci fossimo, perché siccome tutti facciamo tutto, alla fine come il gatto che con tanti padroni muore di fame. Se ognuno di noi, come dice invece la dottoressa Pedone, ci fosse anche una sorta anche di censimento delle associazioni, chi fai, chi sei, cosa fai, forse riusciremo anche a capire che ognuno fa il suo, forse arriveremo più a aiutare le fragilità, perché abbiamo tantissime associazioni che si occupano di anziani, ma io continuo ad avere da Padova, da Verona, da Belluno, da Treviso, da Rovigo, gente che mi chiama e dice io non vedo mai nessuno, allora o non sono conosciuti o c'è qualcosa che non gira. Dottoressa Pedone, poi la saluto, prego. Sì, no, a livello comunale in realtà ci sono i registri delle associazioni, per cui a livello comunale dovrebbero essere presenti le associazioni che si sono registrate, per cui un censimento c'è. Ci sono poi i servizi sociali dei comuni a cui la persona bisognosa può rivolgersi. Bisogna anche superare un po' il tabù di quello che magari c'è un po' uno stigma del ricorrere ai servizi sociali per vergogna, perché si ha paura che poi magari se intervengono i servizi sociali vanno in caso per esempio di presenza di minori, si ha sempre paura che il servizio sociale poi ti tolga i bambini. Queste sono tutte situazioni che bisognerebbe un po' sfatare, le associazioni potrebbero fare per esempio aiutare in questo senso anche con la sensibilizzazione, con l'informazione, che non è così, non è che l'assistente sociale ti porta il bambino, ma molto spesso può essere d'aiuto. Per esempio sul nostro territorio, sulla provincia di Treviso, c'è un sistema che funziona abbastanza bene, che è quella delle famiglie in rete. Sono delle associazioni, cioè delle famiglie che si mettono in circolo e affrontano, cioè sostengono altre famiglie dello stesso territorio con dei problemi anche di tipo organizzativo nella gestione della famiglia, che consentono però di dare a quella famiglia un po' di respiro, di aiuto, e non far sì che quel piccolo disagio possa diventare un disagio più grande, e questo basta rivolgersi al proprio comune, al servizio sociale del proprio comune e vedere se è stata attivata la rete delle famiglie in rete, per esempio. Però vede dottoressa Pedone, quello che io noto
Maria Grazia, tante Maria Grazie che chiamano non hanno minimamente un numero delle associazioni. E io tanto è vero che ho chiesto alle farmacie, anche sui supermercati, che vengano distribuiti dei fogliettini dove ci sono l'elenco delle associazioni, perché come chiamano Sveglia Veneti, scusate, se avessero il numero chiamerebbero anche le associazioni. Ma le dirò di più. Maria Grazia ha detto: sono stata dimessa dall'ospedale, sto male. È vero, non è vero, poi verificherò. Però nel momento che questa è diversamente giovane, perché ha 74 anni, è diversamente giovane con patologie, nel momento che viene dimessa dovrebbe esserci un anello tra la dimissione, il medico di famiglia e il sociale. Cioè io dimetto questa persona, ha queste patologie, tu medico di famiglia devi fare l'anello di congiunzione che è il servizio sociale. Ecco, questo è quello che penso io che non c'è, perché l'ospedale, io le dicevo anche al dottor Frezza che ha presentato questa meraviglia di intervento all'orecchio riuscito a persone sorde, ed è il momento che poi vengono portati a casa, è là che manca, è là che non ci siamo. Che non c'è nessuno, se non sei conosciuto, se non fai parte di certi cerchi oppure i familiari. Noi abbiamo diversamente giovani completamente soli, in balia di se stessi, che non hanno la minima conoscenza dei servizi sociali, dottoressa. Non sanno neanche dove sono, ma culturalmente non siamo cresciuti con un servizio sociale che funziona. Perché adesso capita anche a me, se chiamo arrivo prima dal sindaco che a loro, perché non ci sono fuori, per carità, sono pochi, ma non rispondono, dottoressa, non mi rispondono, devo chiamare il sindaco. Allora il sindaco risponde, si allerta subito e manda a verificare la situazione, come farò con Maria Grazia, perché non rispondono, non hanno i numeri, non si è investito, io non lo so che i servizi sociali chiudono a venerdì alle 13 e fino a lunedì queste persone, se non hanno neppure il numero dei servizi sociali, sono in balia a se stessi, o forse con la fortuna di qualche polizia, di qualche carabiniere, ecco, di qualche forza dell'ordine che si accorge di questo problema, perché delle volte chiamano loro poveretti. Cosa dice, dottoressa Ferrari? Dico che in questa storia di Maria Grazia ci sono due problemi. Uno è la solitudine delle persone diversamente giovani, che è un tema che purtroppo ogni tanto finisce anche alla ribalta dei giornali, no? Quel caso di quel signore che i condomini denunciavano che non lo vedevano da giorni ed era morto in casa. Questi sono i casi emblematici. E l'altro è quello del welfare, cioè quanto come paese noi investiamo sul benessere delle persone e come. I medici di famiglia, vecchi medici condotti, noi come Penelope li riteniamo delle sentinelle molto importanti che possono fare da coordinamento fra le famiglie che hanno un problema e molto spesso lo negano, perché non lo vogliono vedere, perché ammettere di avere un anziano con un problema significa tutta una serie di difficoltà economiche, di tempo da impiegare, eccetera, eccetera. Perché non ce la faccio più ad accudire mia mamma 24 ore su 24, mio papà. La fermo un attimo, Ferrari, perché abbiamo Gianni da Fiesso d'Artico. Ciao Gianni. Salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, io avevo già chiamato tempo fa perché avevo mia madre che aveva dei problemi, aveva l'amministratore di sostegno e purtroppo abbiamo avuto grossi problemi con l'amministratore di sostegno. Adesso mia madre è morta perché l'amministratore di sostegno ha cercato in ogni modo di farla passare come incapace di intendere e di volere. Purtroppo io ero stato assunto dai miei genitori tanti anni fa, praticamente nel 2009, l'ho seguita fino alla fine. Mia madre è stata dichiarata incapace di intendere e di volere, però fino alla fine ha avuto una badante che era qui 5 giorni, per 5 giorni a 5 ore al giorno, 3 ore al sabato e 1 ora alla domenica. Quindi io ho perso soldi perché ho fatto la manutenzione alla casa, ho fatto tutto, eccetera, eccetera. Poi ho avuto, dopo che mia madre è morta, ho avuto per ospite un mio nipote con una sua compagna, ha avuto un bambino, sono stato picchiato, me ne hanno fatto di tutto, ho dovuto spendere anche lì soldi e adesso praticamente con la grandinata che c'è stata, ho problemi col tetto, mi entra l'acqua in casa, ho diverse problematiche, c'ho una famiglia che mi ha già denunciato, mi ha detto che sono
sono un ladro, ho rubato i miei genitori e cose del genere, quindi e praticamente con 1.000 euro di pensione al mese non posso permettermi di aggiustare la casa, di fare i lavori che facevo normalmente con la pensione di mia madre, eccetera, eccetera. In più mi hanno denunciato, hanno detto che mia madre è stata picchiata da me, la Procura di Venezia, cioè praticamente il Tribunale di Venezia ha secretato la cosa, perché io facevo il rappresentante della sicurezza, ho fatto degli esposti, ho scritto, praticamente mia madre, non so più cosa fare. E poi veniva mio fratello, la faceva mandare in agitazione e io ero obbligato ad andare fuori di casa perché volevano che andassi fuori di casa quando arrivavano loro. Mia madre arrivava in agitazione, mi chiamava e quindi erano solo le solite problematiche. Mia madre stava male, chiamava me, però se io entravo sono stato denunciato e poi obiettivamente il tribunale, il giudice mi ha dato ragione. Hanno ammesso che hanno speso troppi soldi, però tutte le cose sono segretate. Adesso io sono praticamente in questa casa dove ho delle perdite in casa, ho il garage che va a remengo perché anche le attrezzature per tagliare l'erba, eccetera, eccetera, entra l'acqua e succede di tutto. Mio fratello ha preso, siamo 4 fratelli, mio fratello da fontanellato ha preso la responsabilità di guardare, però mi hanno già detto non ci sono i soldi. Cioè praticamente ho speso più di 50.000 euro per far stare mia madre in casa qui e adesso mi trovo praticamente in difficoltà perché la casa non posso aggiustarla. Avevo previsto il solare, avevo messo nel 2010 il solare, adesso il solare è rotto, non mi funziona più bene, ho chiesto di aggiustarlo, le ditte qui, praticamente avevo fatto l'assicurazione fino al 2017, poi è arrivato l'amministratore di sostegno e ha tolto l'assicurazione e tutto quanto. La cosa non è andata avanti, non ho l'assicurazione perché obiettivamente fra le spese interne eccetera eccetera e sto pagando avvocati, sono in corso cause con mio nipote perché mi ha messo le mani addosso. Gianni, devo chiudere purtroppo perché ho forato, comunque ti chiamerò perché è una situazione come tante che sento di questi amministratori di sostegno, a volte sono molto burocrati, purtroppo lo dico io ho una ragazza che ha tentato il suicidio per ben 3 volte e domani devo portargli la borsa della spesa perché non ha neppure da mangiare e non si sa che questo amministratore non risponde, non c'è. Adesso lo chiamerò, sentirò perché bisogna anche vedere, anche qua la legge dovrebbe fare un po' di chiarezza perché ho capito che devono presentare gli scontrini che sono sempre tutto, però devono anche capire che sono persone umane, con una certa sensibilità come Gianni. Gianni avrà sbagliato, ha ragione, ha torto, non lo so, non conosco, non possiamo dire entrare niente, nel merito. però io che mi occupo di fragilità più di qualche volta dico ma cos'è questo amministratore di sostegno? C'è o non c'è? Che funzioni ha? Perché nessuno spiega niente. Questi familiari non sanno neanche cosa è veramente l'amministratore di sostegno e dovremmo fare una puntata su questo perché è giusto che ci sia anche trasparenza sui doveri e diritti, perché dobbiamo dire questo. Cosa dice Ferrari? Noi a ottobre dell'anno scorso, nella giornata dei nonni, nel comune di Legnago abbiamo parlato delle scomparse degli anziani e abbiamo affrontato anche il tema dell'amministratore di sostegno, perché purtroppo ci sono famiglie che non sono in grado Teniamo presente che quando si ricorre a un amministratore di sostegno esterno alla famiglia i motivi sono sostanzialmente 2. Uno, non ha nessuno economico e la seconda causa è dovuta al fatto che i familiari non si mettono d'accordo per nominarne uno per tutti. Di solito succede quando c'è un bene, perché quando uno non ha niente il problema non sussiste. Mi veniva da pensare quando sentivo parlare il signore alle vecchie famiglie di una volta. Io vengo da una famiglia contadina del Veronese dove sicuramente un anziano non avrebbe avuto la badante, non aveva, questo senso, questa difficoltà di occuparsi degli anziani, che non è solo una difficoltà economica, Mirella, ma anche morale, questi anziani che hanno perso il valore che avevano una volta. Devo chiudere perché ho forato tantissimo, penso, dottoressa Maria Domenica Pedone, che forse sarà utile che faremo una giornata dedicata anche a questi temi molto importanti, che è il tema della famiglia poi,
perciò la invito, ecco, anche con la Presidente Ferrari e altre realtà a cercare anche di dare quello che si può, ma anche risposte a queste persone che si sentono abbandonate. Non è che serve sempre l'avvocato, no, perché il problema grande è che tutti si rivolgono all'avvocato, già hanno pochi soldi, e invece a mio avviso dovrebbero rivolgersi a altre istituzioni che ci sono e non agli avvocati, perché poi sappiamo come va a finire. Come ci saluta, dottoressa Pedone? Io la saluto ringraziandola per lo spazio accordatomi insomma, promettendo di lavorare per soddisfare quella che era la sua richiesta iniziale di ampliare la rete con cui lavorare per le pari opportunità. E magari anche con la Presidente Ferrari, cosa dice? Sarebbe un'ottima opportunità. Beh, noi lavoriamo con alcuni... Fare proprio squadre sarebbe importante. San Vito il Tagliamento, per esempio. Ecco, perché anche a Treviso voi avete dei referenti, sì, perciò possiamo come Penelope allargare e fare squadra. Grazie, dottoressa Maria Domenica Pedone. Dottoressa Ferrari, come ci saluta? Cosa ci salutiamo, che io devo solo ringraziarti per l'attenzione che dai non solo al fenomeno ma anche ai nostri familiari, insomma, Bonduan, Cendron, che sono spesso tuoi ospiti. Per noi è importante. Fa piacere, perché appunto anche a casa devono conoscere quelle che sono le realtà veramente che toccano anche la nostra sensibilità. Grazie anche a Daniela Ferrari, Presidente Penelope Veneto. Pubblicità. Allora parliamo di bollette, avete visto, eravamo anche molto concitati su questo tema. Vi presento subito Gianluca Codognato, responsabile comunicazione Adico, Associazione Difesa Consumatori. Grazie Gianluca di essere qui. Mirella, e saluto, vediamo se è collegato ancora no, allora ci faremo dopo il collegamento. Allora Codognato, cosa sta succedendo con queste bollette? Pregherei la regia di vedere se riesco a trovare quel servizio che non ho mandato in onda sabato o venerdì, appunto di questa diversamente giovane con una bolletta pazzesca. Cosa sta succedendo con queste bollette? State attenti e ascoltate cosa dirà Codognato. Sì, allora, come dicevamo poco fa, prima di essere in diretta, noi in questo momento come Adico stiamo praticamente facendo solo l'80% di lavoro sulle bollette. E tra l'altro appunto noi abbiamo anche parlato in questi giorni, noi abbiamo aperto in 3 settimane un'ottantina di pratiche, e di queste il 98%, dobbiamo dirlo onestamente, riguarda Enel, e purtroppo abbiamo un 60% di persone che sono rivolte a noi, che sono persone anziane. Il caso più clamoroso è quella dopo spieghiamo cosa è successo, è quella di una signora di Scorzè di 86 anni. Ascoltate. Che ha ricevuto 2 bollette del gas, quindi una relativa al periodo novembre, dicembre, gennaio, poi l'altra al periodo successivo, una da 4.000 euro e una da 2.000 euro. Il quadruplo rispetto a quanto prendeva prima. Allora, questa è una cosa che sta succedendo in tutta Italia. Sostanzialmente tutte queste persone sono persone che avevano un'offerta con Enel, chiaramente a prezzo vantaggioso, l'offerta è andata in scadenza, le persone ritengono di non aver mai ricevuto una comunicazione da parte di Enel dice invece di averla mandata, e di fatto praticamente loro, non avendo comunicato nulla ad Enel, cioè non avendola contattata per contrattare una nuova tariffa, Enel ha applicato una tariffa di 2,43 euro a metro cubo, quando precedentemente loro avevano 60 centesimi a metro cubo, quindi parliamo del quadruplo. Enel dice che l'ha applicato 2,43 perché in quel periodo, quando l'hanno applicato, quindi scorso anno, e non il prezzo era molto alto. In realtà noi abbiamo guardato basta guardare su internet insomma quanto costava, non era assolutamente da 2,43. Assolutamente non era da 2,43. Il problema, il nodo è che, e questo è il problema di Arera, che non c'è l'obbligo di inviare la comunicazione con una PEC o con una raccomandata, che quindi mi arriva una raccomandata, mi arriva firmo e posso testimoniare di averla ricevuta. Si può mandare in forma semplice, quindi anche tramite una mail, una lettera che si può tranquillamente perdere. Le persone che si sono rivolte a noi, soprattutto anziane, dicono di non aver mai ricevuto nessuna comunicazione. Noi Mirella abbiamo persone che si ritrovano con bollette medie di 1.500 euro quando ne pagavano 600 prima o 400. Cioè, ci rendiamo conto cosa può succedere a una persona, che è uno dei primi casi che abbiamo raccontato, una signora di 80 anni
con pensione minima che si ritrova da 300 euro a 1.600 euro di bolletta. Ma gli roviniamo la vita, gli togliamo con le due pensioni o tre che pensioni. hanno, poi poveretti come fanno? Qua è il problema grande, sempre le fragilità vengono colpite, perché quello che prende 6-7 mila euro al mese di sicuro il problema non ce l'ha la bolletta. Esatto. Sempre le fragilità. Allora saluto che è arrivato il nostro ospite, il dottor Angelo Rizzi, vicepresidente Federazione Italiana Associazione Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica. Grazie dottor Rizzi di essere qui con noi, è collegato da Genova, perciò di fragilità hai a voglia qua a 360 gradi, però do parola a Antonio da Ceggio, se no mi cade la linea. Vai Antonio. Ciao Mirella, dopo tanto tempo. Mamma mia, che piacere, tu sei. Ciao caro Antonio, come stai? Sì, insomma non sto male adesso, grazie ai dottori mi hanno messo in festo. Meno male. Sì, ho fatto una piccola botta sulle gambe, poi ho fatto infezione, il cuore, tutto quanto, sto fuori un casino, ho fatto 5 mesi di ospedale. Andato così, e dopo perché devo regolare l'alimentazione, no? E avere un'alimentazione ancora più, già ce l'avevo buona diciamo, ma devo avere un'alimentazione ancora più buona insomma, perché la mia vita adesso dipende da cosa mangio, come lo mangio, tanto tempo, cose così, e devo lavorare lo stesso, perché anche se ho l'holder qua che sul cuore mi pianta, mi dà una botta ma non me ne frega niente, l'importante è che mi tiri avanti un po', io tanto lavoro lo stesso, non c'è nessun problema. E però diciamo non si può andare avanti con queste cose qua, su un'Italia così che marcia con Mirella, scusami se ribadisco, ma ci sono stipendi da fame, noi cambiamo un tubo, e tutti quanti, c'è uno che va là, fa politica, giovane in politica, e va in politica perché? Faccia fare i 16.000 euro al mese, fa star bene noi, se ne frega le persone, prima bisogna mettere a lavargli il culo e a lavargli la merda alle persone, metterli là nella merda e dopo così, dopo le persone che lavorano pagate niente, perché sono pagate niente, no? Allora iniziamo a lavorare così, ma mica mi frega niente, 60 anni mi muore sul lavoro, guarda, non mi interessa niente, però sono contento a mattina di aprire gli occhi, sono positivissimo, mi sono venduto a casa e così mangio bene, a tu capito, e quando che vai, non me ne frega niente, però guarda, a soddisfazione di dire almeno ai signori politici, a tutti quanti, perché se non usare brutte parole però Antonio, fai il bravo. No, mai usate brutte parole. Bravo. Mai usate, mai userò. Bravo. Rispetto massimo per tutti, però rispetto meglio le persone povere, quelle là che si danno da fare, quelle là porete che Dio darsi da farpa e lavora mai per 600 euro al mese, perché andando in giro, cioè domani in Francia ad esempio, se ciapi 11 euro all'ora, e allora mi con il mio furgone che ho venduto a casa per andare via sul furgone, no? E ci vai se domani in Francia buona. Allora, grazie Antonio, grazie, un abbraccio. Intanto mi ha fatto piacere sentirti, ecco, giustamente come dice Antonio, ed è proprio vero, nel mondo volontariato non ci sono i ricchi, ci sono quasi sempre, a parte qualche eccezione, anche persone con grandi difficoltà che però riescono a dare 1 ora, 2 ore del loro tempo per aiutare il prossimo. Questo è fatto il grande volontariato, ricordatevi quello che dico, c'è la Mirella. Allora salutiamo il dottor Angelo Rizzi. Allora dottore, cosa ci racconta lei, come va a Genova, ecco, questa sanità, qua abbiamo dei punti di domanda, sanità buona, no, non è vero, non è buona neppure in Veneto, come funziona a Genova? Prego dottore, le liste d'attesa? Sì, anche a Genova il problema delle liste d'attesa è un problema abbastanza significativo, però diciamo che così non è proprio il mio argomento principale. Noi come sai ci occupiamo di oncologia pediatrica, rappresentiamo le associazioni di genitori che hanno dei bambini o dei ragazzi che sono malati di malattie gravi. E devo dire che da questo punto di vista l'attenzione c'è. Un bambino che ha una malattia di questo genere non va in lista d'attesa, va sicuramente in cura, almeno questo lo possiamo sicuramente dire. Poi magari capita a me di dover fare un esame e mi tocca aspettare.
ma perlomeno per chi ha questa tipologia di malattie, per i bambini in modo particolare, che è il mondo che conosciamo, diciamo, non c'è un problema di liste d'attesa, almeno non in questo caso. Posso raccontarvi che qualche giorno fa, il 15 febbraio, è stata la giornata internazionale contro il cancro pediatrico. Abbiamo fatto un interessante incontro a Montecitorio, alla presenza di alcuni politici di tutti gli schieramenti che hanno assistito al nostro intervento. Abbiamo fatto il punto su una cosa molto importante, e cioè il fatto che è stata stabilita l'istituzione della cosiddetta rete nazionale tumori rari, cioè una rete che cerca di affrontare in modo più, diciamo, più organico il problema dei tumori rari. Ora, lasciamo perdere di nuovo il mondo dell'adulto e parliamo di quello dei bambini e degli adolescenti. Bisogna sapere che tutti i tumori che riguardano i bambini e gli adolescenti sono rari. Mi viene da dire, per fortuna sono rari, perché i numeri sono relativamente modesti. Forse sapete, forse l'ho già detto, che ogni anno in Italia si ammalano circa 2500 tra bambini e adolescenti di un tumore, di una leucemia. Certo, diciamo, da un certo punto di vista sono numeri piccoli, dall'altro punto di vista sono numeri enormi, no? Perché qualsiasi famiglia che ha il proprio bambino ammalato di una malattia di questo genere lo affronta giustamente come la situazione più grave del mondo. Non a caso noi spesso paragoniamo la malattia oncologica del bambino, dell'adolescente, una specie di tsunami, perché travolge completamente la famiglia, che molto spesso si trova a fronteggiare problemi collaterali alla malattia, perché spesso i bambini devono essere seguiti per un lungo periodo e quindi vengono a volte a mancare addirittura i sostegni economici per le famiglie. Questo è un problema molto serio che ci sta a cuore. E se è vero che i dipendenti possono usufruire di leggi come la 104, che ovviamente conoscete, che viene generalmente utilizzata appunto per le condizioni di disabilità, di fragilità, i lavoratori autonomi per esempio non hanno questo tipo di protezione. Se io faccio l'idraulico, mi devo occupare di mio figlio perché mi devo trasferire ad esempio in un centro del nord perché ho più probabilità che questo bambino venga curato bene perché magari lì c'è un centro specializzato in quel tipo di malattia, io rischio di perdere il lavoro, veramente di non poter lavorare e di non sapere come andare avanti. Questo sicuramente è uno dei problemi che noi abbiamo già portato all'attenzione dei politici, cercheremo ancora per il futuro di insistere perché ci siano delle tutele più ampie per le famiglie che affrontano la malattia del proprio bambino, del proprio ragazzo, che come dicevo è una malattia che può essere curata anche a volte per qualche anno, ecco, quindi non è una cosa che si risolve in breve tempo. Questa è una cosa importante, ma stavo dicendo all'inizio, scusate poi se mi volete interrompere, io se no parlo a ruota libera, questa rete tumori rari pediatrica è una rete che permetterà di curare meglio, in modo più puntuale, i bambini e i ragazzi, le bambine e le ragazze che sono colpite da una patologia tumorale, perché funziona con dei centri che sono dei centri di eccellenza, ai quali sono collegati dei centri di secondo livello dove i ragazzi e i bambini possono essere curati più vicino a casa. Per intenderci, qualora un bambino dovesse avere una patologia particolarmente grave, questa verrebbe condotta al centro principale dove viene fatta la diagnosi, dove vengono impostate le cure, però poi la prosecuzione delle cure viene fatta in un centro satellite che è in grado di portare avanti le cure ed è probabilmente molto più vicino a casa rispetto al centro. Senta, dottoressa, io la ringrazio e l'ho invitata proprio per questo, per questa giornata importante che c'è stata, ma soprattutto perché noi come associazione, ma anche come televisione, stiamo seguendo un caso da anni della piccola Giada che purtroppo è affetta da nevomelanocitico gigante
a 10 anni ha già subito tantissime operazioni anche molto devastanti, eppure una voglia di vivere, una voglia di esserci. Pensi, dottor Ricci, che quando va in sala operatoria mette il braccio e dice al chirurgo: guarda, non sbagliare braccio, perché con questo devo dipingere dopo, mi raccomando, non sbagliare braccio. È una bambina che io adoro tutta la famiglia, ma quello sa che mi preoccupa cos'è, dottor Ricci? Voi fate il massimo, ma non c'è il supporto alle famiglie. Quando questi bambini vengono portati a casa, dottor Ricci, io non devo essere fortunata di avere quel sindaco, quella regione, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che sono le cure post-ospedale. Non ci sono, perché non c'è il servizio alla persona e alla famiglia. Noi ci riempiamo la bocca col mondo del volontariato, con tutto, ma se poi non si conoscono i casi, non c'è un tramite tra ospedale, medico di famiglia, servizi sociali, noi non riusciremo ad arrivare a niente, perché questi genitori devono andare al lavoro, sono devastati, hanno altri bambini, altri ragazzini che vivono in maniera traumatica questa cosa, perché l'attenzione è rivolta sempre al bambino ammalato, al ragazzino malato. Non c'è questo supporto. Allora noi dobbiamo anche capire che la sanità non è solo la sanità della cura all'interno dell'ospedale, ma è la sanità a 360 gradi socio-sociale, che poi verrà tolto agli ospedali questo socio, che resterà solo sanitario, e c'è il caos totale, nessuno ne parla di questo, dottor Ricci, prego. Sono d'accordo con lei. Indubbiamente non si può pensare che le cure finiscano soltanto quando è finita l'ospedalizzazione. La sanità dovrebbe essere in grado di continuare questa transizione dal mondo ospedaliero a quello della vita quotidiana, avere quindi questa sanità anche di territorio, di prossimità, in modo che le persone non si trovino perse dopo aver fatto magari delle cure anche invasive. Lei mi parlava di tanti interventi sicuramente invalidanti in molti casi. Ebbene sì, le famiglie non devono mai essere lasciate sole. E se è vero che ci sono le associazioni, FIAGOP le rappresenta, sono associazioni, lo sottolineo, di genitori, quindi sono associazioni di persone che hanno veramente vissuto l'esperienza della malattia di un proprio caro. Bene, questi sono sicuramente pronti ad aiutare le famiglie, ma ovviamente non possono farsi carico di tutto, non hanno le risorse sufficienti per continuare a seguire le famiglie dopo. Qui veramente dovrebbero intervenire le istituzioni. Ha capito perché le ho fatto la domanda come va la sanità anche da voi? Perché è facile dire va tutto bene, perché noi riusciamo a guardare la medaglia davanti, ma vogliamo guardare anche quella dietro? Allora è inutile che io, dicevo anche l'altro giorno al dottor Frezza, che ha portato, dottor Ricci, un esempio di un'operazione all'orecchio fantastica, meravigliosa, cioè una persona sorda che ci sente con questa nuova tecnologia, ricerca e scienza, ha portato gli apparecchi. Io ho detto forse dobbiamo dargli a qualche politico questo apparecchio che senta meglio le esigenze che abbiamo nel territorio, forse dovremmo fare questo. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Niente, io volevo fare un appello, perché venerdì sono andata dalla mia dottoressa e prima di parlare delle mie cose mi ha detto di stare attenti, perché nella zona di Silea e Fiera sta girando un finto carabiniere che suona agli anziani. Ne ha già fatto 7. Facciamo questo appello che non aprano a nessuno. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, lo facciamo subito, mi raccomando, non aprite, ma non solo a Fiera Silea, da nessuna parte, se suonano e non conoscete, non aprite la porta. Anzi, chiamate qualcuno immediatamente,
non aprite a nessuno. Adesso arriva la primavera, ecco le fragilità che si fidano, l'ascolto pur di parlare con qualcuno. Aprirebbero anche il peggior delinquente che passa pur di parlare con qualcuno. Sono le nostre fragilità. Codognato, cosa dice? Vabbè, intanto chiaramente passare questi discorsi dopo aver parlato di oncologia pediatrica chiaramente sembra di alleggerire la cosa. Comunque il discorso invece delle truffe è diffusissimo, credo che ormai, almeno a Mestre, nella zona dove operiamo noi, vediamo anche tutti i giorni la cronaca dei giornali, soprattutto, appunto, come diceva la signora, di finti rappresentanti delle forze dell'ordine, in questo caso. Ma abbiamo sempre avuto il finto prete, abbiamo avuto il classico avvocato che chiama l'anziana dicendo che il nipote ha fatto un incidente, quindi ha bisogno di soldi. Questo purtroppo è diffusissimo e, come dici te, Mirella, perché un anziano apre quando il consiglio nostro, qualunque altra associazione o chiunque è quello di non aprire mai agli estranei, anche il consiglio dei figli e dei nipoti? Perché la gente, tanti anziani sono soli. E questo succede anche con i venditori, quindi non i truffatori, ma i venditori porta a porta che vendono i contratti o che vendono cose porta a porta, prodotti porta a porta, materassi, cuscini. Noi abbiamo anziani che vengono da noi dopo aver siglato, non sapendolo, dei contratti da 6.000 euro, soldi da spendere nell'arco di 1 o 2 anni per comprare un cuscino che vale un decimo di meno, eppure aprono a questi ragazzi giovani molto bravi a parlare, perché gli fanno sedere, bevono un tè, bevono un'acqua e chiacchierano. Però quando escono si trovano con un contratto da 6.000 euro. Quindi l'appello della signora è giustissimo. Però, come dici te, Mirella, alla fin fine uno si vede un carabiniere, un anziano. Meno male che mi ha suonato qualcuno alla porta, adesso addirittura un carabiniere, faccio 2 chiacchiere e anche la solitudine porta anche a quello. Lei ha detto che non trova collegamento poco col dottor Angelo Ricci. No, non trovo collegamento. Aspetti, adesso le dico perché invece c'è il collegamento. Perché proprio questi genitori della piccola Giada che lavorano e che devono spostarsi qua molte volte al Bambin Gesù di Roma, perché là è il centro dove loro sono assistiti, qualcosa anche a Vicenza, più che altro è là, devono sostenere delle spese infernali. E soprattutto la mamma di Giada, io ho anche un'attività, quando mi arrivano le bollette è una cosa pazzesca. Come fai? Non è che sono un industriale, una persona che lavora e che ha bisogno, è quella necessità. Allora io dico, già il male di questa bambina terribile che ti distrugge a livello psicologico, poi ti arrivano anche queste bollette, come ha detto lei, che magari non hai letto perché sei presa da 1000 problemi molto più gravi che magari non leggere la bolletta e quello che scrive con l'Enel, poi ti ritrovi con dei traumi pazzeschi. Adesso chi paga questo? Adesso lei ha detto, ma come si fa a mettere 2,43 se prima ero 60 centesimi e dire che tutto va bene e io non ho le spalle per combattere questo perché legalmente loro sono a posto? Prego, Codognato. Sì, intanto prima intendevo dire che appunto dopo discorsi così, è un discorso molto delicato, quello dell'oncologia pediatrica. Io questo non lo so, però visto che il dottore, adesso non mi ricordo, dottor Ricci dava dei numeri fortunatamente non altissimi di bambini e adolescenti che si ammalano di queste malattie terribili, visto che i numeri non sono eccessivi, non capisco perché non si possa sostenere a livello statale, insomma, a livello pubblico, le spese proprio complete. Io sarei appunto per coprirle tutte per queste povere persone, per queste famiglie che penso non ci possa essere peggio di avere un figlio malato, penso non sia impossibile. Quindi secondo me, siccome i numeri non sono quelli degli anziani ovviamente, ma sono i numeri abbastanza piccoli, io spero veramente che venga raccolto un appello anche da parte di queste associazioni affinché ci si accolli completamente la spesa. Poi, come dici te giustamente, Mirella, è chiaro, uno dice sono queste situazioni qua alle quali si aggiungono, ecco, io adesso venendo qua ho visto una locandina, non l'ho letto, che la spesa è aumentata del 23%, il carrello della spesa del 23% nel Trevigiano. Suppongo, non ho letto l'articolo, lo ammetto, lo leggerò. Quindi l'inflazione non si è spenta, ha solo rallentato, ma è sempre in aumento, perché poi uno quando dice guarda è meno, sì, ma meno 2%, cioè è sempre un più l'inflazione. Ha rallentato, ma sta sempre aumentando. Ma Codognato, l'inflazione ha un nome e cognome, lo sappiamo, ma perché non si colpisce? Noi sappiamo, sì, noi le chiamiamo spesso speculazioni e che
Io non so allora, quale inflazione uguale speculazione, speculazione uguale nomi. Guai a toccare perché i nomi. secondo me quando si interviene sulle speculazioni sembra sempre di intervenire sul libero mercato, che guai ovviamente, quindi dice ecco qua, che non è così invece. Che non è così perché è solo regolamentare certe cose. Noi ad esempio siamo sempre indignati quando vediamo che prima delle festività, fatalità, il prezzo alla pompa sale. Sempre, anche se... Fra poco è Pasqua. Tra poco è Pasqua, noi sicuramente, guarda, leggete il nostro sito già perché sicuramente... Già l'altro giorno l'abbiamo visto, al mattino va a far bene, cosa è sta roba? E nessuno sa niente. Non corrisponde appunto a quello che è la crescita del costo al barile. Allora, sentiamo anche cosa dice il dottor Ricci, invece io vorrei parlare anche di inquinamento, dottor Ricci, inquinamento ambientale che fa molto male anche ai bambini, ecco, queste bronchioliti, questi problemi che hanno i bambini, e qui sa, c'è una guerra che sto facendo con i falò qui nel mio paese, perché bisogna guai toccare la tradizione, bisogna fare i falò anche se le PM sono altissime, non me ne frega niente delle PM, non è il falò che fa male, ma io penso a quei bambini, a quelle persone che hanno difficoltà a respirare, quei nostri falò che non sono pochi, sono tantissimi, da grandi a piccoli, però qui nel mio territorio più di qualcuno chiama cosa vuoi il falò, ma benvengano i falò, la tradizione che se ne frega delle polveri sottili. Cosa ci dice invece, dottor Ricci? Ascoltate questa voce competente? Non so se sono così competente, comunque non c'è dubbio che tutto ciò che produciamo e mettiamo nell'atmosfera ha una conseguenza perché ce lo respiriamo. Per quanto riguarda le malattie di cui ci occupiamo noi, questa correlazione non è così stretta, no? Perché per lo più quando ci si ammala così giovani non è stato certo l'inquinamento che ci ha causato una leucemia o un neuroblastoma, sono più che altro legate proprio alla genetica. Mentre invece sicuramente ci sono stati degli studi che hanno dimostrato come il fatto che alcune mamme si siano esposte a fumi tossici, sostanze chimiche, ma anche legate all'agricoltura, per esempio, hanno poi avuto dei bambini con delle difficoltà e delle malattie. Quindi sono veramente gli adulti che devono pensare alle conseguenze del loro modo di vivere su chi verrà dopo di loro. Quindi è vero, ci sono alcune tradizioni che sono difficili da rimuovere, però dobbiamo cercare di fare uno sforzo anche culturale e pensare a ciò che la scienza ci dice e a ciò che questo può comportare nell'ambiente che ci circonda, cercare di ridurre il più possibile il fatto che ci siano degli inquinamenti che possono ingenerare delle malattie che potremmo risparmiarci se stessimo un pochino più attenti. Questo sicuramente è un messaggio che bisogna dare. Vede, dottor Ricci, l'ho chiamata perché io seguo da tanti anni le mamme No Fas, queste mamme che veramente stanno cercando di fare questa guerra con quest'acqua inquinata, con questi siti ancora aperti che inquinano, perché è inutile che ce la giriamo, questa è la verità. Ma quello che veramente mi ha un po' sconvolto, dottor Ricci, è sentire quella mamma che ha detto il mio latte era altamente tossico proprio per questi no PFAS che io avevo nel mio territorio, e io ho allattato, io sono terrorizzata di questo latte che ho dato al mio bambino e non ho, perché non c'è ancora casistica, ci vogliono anni per avere casistiche, non so cosa succederà. Ed era veramente, no, preoccupate di più, è andata in Svizzera, dappertutto, perché anche qua non si possono fare certe analisi, ecco. Cosa dice, dottore? Perché lei giustamente dice è l'adulto che deve comportarsi bene, sapere come mangiare, come vivere, come comportarsi. Ma se io non conosco la storia, la situazione, mangio del cibo che è già avvelenato in partenza, ma nessuno mi dice che è avvelenato, bevo l'acqua che è avvelenata, ma nessuno me lo dice, ma io cosa posso fare? Ma io ho preso a chilometro zero, sì a chilometro zero, ma se l'acqua era inquinata, cosa dice, dottore? Anche qua c'è poca informazione, poca trasparenza. Io ho i medici per l'ambiente che vengono qua che sono veramente preoccupati. Prego. Sì, l'Associazione dei Medici dell'Ambiente devo dire che cerca sempre di portare questi argomenti all'attenzione di tutti. Veramente credo proprio che dovremmo fare tutti un salto di
di mentalità. Perché ci sono questo inquinamento da FOAS? Perché le aziende che producevano questi materiali se ne sono bellamente infischiati delle conseguenze del fatto che avrebbero rilasciato in ambiente delle sostanze così tossiche. E molto spesso questo non l'hanno fatto semplicemente per ignoranza, l'hanno fatto con una consapevolezza veramente criminale. Purtroppo noi da questo punto di vista abbiamo poche armi per difenderci, ciò che non vediamo non lo individuiamo, quindi noi stessi che come consumatori dobbiamo cercare di approcciarci alle cose con uno spirito estremamente critico e cercare di fare attenzione a ciò che mangiamo, a ciò che compriamo. È vero, lei diceva, ma se io vivo in un posto e non mi rendo conto che l'acqua che sto bevendo è inquinata, come faccio a saperlo? Se lì c'è poco da fare, i cittadini si devono organizzare, ci sono enti, associazioni che si occupano di questo, che cercano di tutelare il cittadino, cercano di informare sui rischi che sono legati a situazioni come quella che citava lei, e quindi veramente noi dobbiamo essere protagonisti della nostra vita stessa, non lasciare che siano altri che decidano per noi, metterci la faccia, metterci le mani, sporcarci le mani e fare in modo che le cose i nodi vengano al pettine e certe situazioni vengano risolte. Io non oso mettermi nei panni di quella mamma che è preoccupata per aver bevuto acqua contaminata dal FOAS. La capisco molto bene e veramente purtroppo è che non sappiamo dare delle risposte, soltanto purtroppo il tempo ci dirà se e quanto questo ha fatto del male al suo bambino. Davvero in certi casi siamo disarmati, possiamo soltanto organizzarci e fare molta più attenzione rispetto all'ambiente che ci circonda, al modo in cui ci nutriamo, a cosa compriamo nei supermercati. Cos'è, dottor Rizzi, che la preoccupa di più? Ecco, con questi tumori sembrano che siano anche in aumento, che colpiscono anche in età relativamente giovane. Ecco, cos'è che vi preoccupa, dottor Rizzi? Allora, le statistiche ci dicono che non c'è un significativo aumento dei tumori in età pediatrica, mentre c'è sicuramente nell'età dell'adulto legata a tanti fattori. Prima di tutto il fatto che diventiamo più vecchi, invecchiamo di più e quindi più frequentemente si possono manifestare patologie tumorali. E oltre al discorso dell'inquinamento di cui abbiamo parlato, perché l'esposizione al fumo, al benzene, a tutte queste sostanze di cui ormai conosciamo perfettamente la cancerogenicità. Per quanto riguarda il mondo dei bambini e degli adolescenti non c'è un significativo aumento delle patologie. I numeri attesi sono più o meno quelli che vengono rispettati. Insomma, da questo punto di vista, come dicevo prima, l'ambiente non è così significativo per le patologie pediatriche, mentre lo è sicuramente per quelli dell'adulto. Per i bambini questo non accade, ma questo non ci deve fermare nel porre la massima attenzione, nell'avere dei medici preparati ad individuare tempestivamente le malattie dei bambini, perché molto spesso i pediatri di libera scelta non sono in grado di individuare immediatamente una patologia tumorale e quindi a volte accade, soprattutto con gli adolescenti, che questi ragazzi vengano a scoprire di avere una malattia tumorale in una situazione piuttosto avanzata, il che complica molto il seguito della terapia e l'applicazione e la possibilità di avere dei risultati notevoli. Ecco, quindi cosa mi preoccupa è avere dei medici preparati, dei medici che siano in grado di individuare presto le patologie e di condurre subito il bambino o l'adolescente in un centro dove questa malattia possa essere adeguatamente curata. Questo per quanto riguarda... Avrei giurato che avrebbe detto mancano i medici preparati, ha detto soprattutto, ha spiegato molto bene il dottor Rizzi, medici preparati. Ecco, io penso che la politica dovrebbe ascoltare questi medici, questi che sanno come centrare il problema. Abbiamo Lino da Mantova. Ciao Lino! Ciao Mirella e saluto anche tutti i suoi personaggi che ci sono oggi, dal professore eccetera.
Ascolti, volevo dire al professore, ha parlato molto bene. La gente, io l'ho detto ancora una volta a lei, deve leggere da dove viene le persone e non prendere roba che costa troppo poco, che non si sa da dove viene. È biologica, almeno avranno il 70% in meno di pesticidi, eccetera, eccetera. Devono capire i coltivatori, io l'ho già detto, le campagne amiche non vado a far spesa, perché io voglio la certificazione biologica che almeno mi risparmia, insomma, di non comprare cose che non vanno bene. La gente deve imparare a spendere quello che vale, non si può comprare un olio dopo villaggio, un olio extravergine 5-6 euro, io spendo 15 euro al litro, però so chi lo fa, eccetera, eccetera. Bisogna spendere la pasta bio. Non è lo stesso se non c'è scritto tutto. Non voglio menzionare le aziende, ma bisogna leggere e avere fiducia di quello che c'è scritto, perché ci vuole la certificazione. La certificazione è importante. Comunque vi ringrazio, io ho suggerito, signora Mirella, una cosa che avevo già accennato e adesso mi piace aver parlato col professore anche, che ha parlato molto bene. Grazie e scusatemi. Grazie invece Lino, salutiamo anche Mantova. Allora Codognotto, è vero quello che dice Lino, io posso anche leggere, ma se non ho i soldi da prendere l'olio a 15 euro al litro, mi devo prendere l'olio che costa proprio 0 e che non mi fa bene, ma non ho altre possibilità, perché è facile dire mangiate bene, sì, ma molto facile dirlo, bisogna anche capire come posso fare per mangiare bene. Prego Codognotto, questi prezzi che aumentano in continuazione. Sì, infatti, diciamo giustamente il telespettatore dice bisogna mangiare le cose di qualità, però giustamente se poi la qualità vuol dire doversi spendere tutto lo stipendio per mangiare, chiaramente le difficoltà ci sono. Poi insomma dai, diciamo che si possono anche scegliere anche prodotti non così cari, ma sapendo dove si sta andando a parare. Per esempio. Scusate, ma l'olio extravergine di oliva che è buonissimo, ma costa tantissimo. Costa tantissimo. Ecco, è inutile che ce la giriamo, è inutile dire costa tantissimo. Ci sono quei prodotti che proprio non è... Per carità. Poi è chiaro che adesso un po' tutti sappiamo che l'ideale è mangiare molta frutta e verdura, insomma sono le cose che sappiamo tutti, quindi quello si può anche secondo me mangiare bene senza dover proprio prendere le cose al top o senza dover spendere tutto lo stipendio. Poi i discorsi insomma da fare sono veramente tanti anche sul discorso dell'inquinamento, perché io vedo che di contro, soprattutto in Veneto, quando si pongono dei limiti, dei divieti, la gente storce il naso, quindi l'auto ferma, no, perché l'auto ferma, ma guarda che inquina di più, la caldaia, allora le lotte tra cosa inquina di più, e intanto nessuno vuole fare nulla, vuole fare poco. Quindi ci vuole anche l'impegno dei cittadini. Io l'altro giorno vedevo un programma TV e vedevo che a Milano è stata imposta una temperatura di, mi sembra, 19 gradi in tutti i negozi, istituzioni, case, eccetera. Sono andati, questi sono le Iene, diciamocelo, sono andati a misurare nello studio di Sala, lo stesso sindaco che ha emanato l'ordinanza, e anche là la temperatura era superiore a quanto era stato imposto, quindi anche le difficoltà delle stesse istituzioni a seguire le regole che vengono imposte loro stesse. Esattamente, è anche difficile per carità, perché poi 19 gradi per una persona magari anziana può essere anche freddo tendenzialmente. Però insomma rispettare certe regole è difficile, ma servirebbe molto anche per evitare le situazioni che vediamo, che come dici te tutti i giorni leggiamo, anche di persone giovani che muoiono per malattie tumorali e neoplastiche. Però quello che sconvolge è che noi vediamo, ad esempio, sulle guerre i soldi si trovano subito. Ecco, noi dobbiamo aiutare, dicono l'Ucraina, dovremmo aiutare le guerre, che sono questi popoli in difficoltà che sono stati invasi, ma io mi chiedo perché non riescono a trovare i soldi per mettere in sicurezza i siti. Ecco, noi parliamo di Taranto, perché i PFAS non è che li abbiamo solo noi, ecco, parliamo del resto dell'Europa, nel mondo, però qui i soldi per chiudere questi siti non si trovano, e questo fa male a tutta la comunità. Questo è un male comune, perché riguarda l'Italia, non è che riguardi solo quel territorio, ma perché non si trovano mai i soldi per quello che veramente serve anche al territorio? Perché anche questa è una guerra, cioè anche questa è già la fine del mondo, qua non si arriva neanche alla fine della prima settimana del mese, Codognotto. Questa è la verità, altro che la fine del mondo. Prego. Sì, io l'altro giorno proprio sentendo, ma credo tutti noi sentendo poi quanto vengono rifinanziate le armi, poi non voglio parlare di geopolitica perché la geopolitica è molto complessa e purtroppo vedo che evidentemente la guerra è un mezzo alla quale non riusciamo a rinunciare,
Però io quando sento parlare di certe cifre di investimenti per armare l'Ucraina, che può essere assolutamente anche giusto, eccetera, mi impressiono, perché dico, ma se noi tutti i soldi che abbiamo speso negli ultimi 10 anni per le guerre, quelle che vediamo e quelle per procura in Africa o in altri posti, e dove abbiamo speso miliardi e miliardi per armamenti, se quei soldi li avessimo investiti per rilanciare l'economia, lanciare l'economia in certi paesi non sottosviluppati, per la nostra sanità. Ok, parlavamo prima delle strutture intermedie che mancano, quelle dovrebbero essere le case di comunità, medici per esempio. Preparati. Medici preparati, ma anche i medici, adesso spero che siano tutti preparati, ma il medico di base, sappiamo benissimo che in questo momento c'è una carenza di medici di base, causa pensionamenti e pochi bandi. Sappiamo benissimo com'è la situazione nelle case di riposo, con 4.000 anziani che devono pagarsi la retta completa perché non hanno liste d'attesa infinite. Liste d'attesa infinite. Guardiamo cosa succede con le badanti e con le persone anziane che non possono permettersi una badante, assolutamente. E i medici di base sono tre argomenti incredibili, cioè case di riposo, assistenza a non autosufficienti, medici di base, le strutture intermedie, le liste d'attesa. La sanità veneta è vero che è un'eccellenza rispetto a quella calabrese, per esempio, ma ci sono stati tanti errori di programmazione, lo diciamo, ma credo che lo sappia lo stesso nostro Presidente, che tutto è emerso poi dopo il Covid. È emersa l'importanza della sanità pubblica e della sanità territoriale di cui parlava il dottor Rizzi prima. Ricci, ecco, mi dispiace Angelo Ricci, mi scuso per il cognome sbagliato. È stato molto bravo a parlare, ecco. E quindi diciamo, ecco, se vogliamo parlare del nostro Veneto, dell'eccellenza veneta nella sanità, sì, sicuramente rispetto ad altre regioni, sicuramente siamo una buona sanità rispetto anche ad altre nazioni. Però c'è stato un grosso errore di programmazione. Se in questo momento ci troviamo le code fino fuori per i medici di base, ci troviamo lista d'attesa per le case di riposo, per le residenze, per le case di riposo, scusami, e ci troviamo una situazione sulla non autosufficienza che è molto molto grave, perché giustamente abbiamo parlato di pediatria, che ovviamente è una cosa molto, molto importante, anzi la più importante, però la non autosufficienza in questo momento in Italia viene chiamata la pandemia del nuovo millennio, perché chiaramente, giustamente, la popolazione invecchia, quindi ci saranno sempre più persone non autosufficienti. In questo momento il governo, per esempio, ha dato una mancetta a 2.000 persone non autosufficienti, quando in realtà l'idea della legge, che poi era stata approvata dal governo Draghi, è ben diversa. Noi dobbiamo aiutare le persone non autosufficienti perché hanno delle spese enormi, ingestibili. Allora, dottor Rizzi, ecco, questa sanità che bene o male i problemi li hanno un po' tutti e sono gli stessi, questa mancata programmazione, perché tutto si gioca là, è inutile che ce la giriamo, per carità, quello è quello che manca, non c'è stata programmazione. Cosa dice, dottor Rizzi? Guardi, quando il suo ospite parlava della sanità veneta, non c'è dubbio che la sanità veneta in generale del Triveneto, penso anche al Trentino, anche al Friuli, è sicuramente uno dei fiori all'occhiello per l'Italia. Sapete che per quanto riguarda l'oncologia pediatrica, così rimango nel mio contesto che conosco un po' meglio, oltre il 50% dei pazienti viene curato in soli 7 centri. Questi centri ovviamente sono tutti dal centro al nord, anzi sono quasi tutti al nord e alcuni anche al centro. Questo ci dà l'idea veramente della sproporzione, della mancanza di organizzazione da parte di alcune regioni in modo particolare. E se è vero che anche in Veneto probabilmente c'è qualche ambito poco approfondito, poco sviluppato, se immaginiamo la sanità in certe regioni, veramente ci dobbiamo mettere le mani nei capelli, e questo causa anche la cosiddetta mobilità sanitaria, cioè il fatto che le famiglie debbano trasferirsi per poter essere adeguatamente curate. Ecco, secondo me questo fatto assolutamente è inaccettabile e dovrebbe esserci un'organizzazione molto più radicale, dovrebbe esserci una programmazione da parte di tutte le regioni, in modo particolare di quelle che sono indietro e non sono in grado di fare questa programmazione, in modo da offrire la possibilità di essere curati in modo completo, decoroso, dignitoso, più che soddisfacente a tutte le persone il più possibile vicino a casa propria e non essere obbligati a trasferirsi.
Allora, ringraziamo il dottor Angelo Ricci, vicepresidente Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia di Pediatrica di Genova, di essere stato con noi. La ringraziamo veramente, dottor Ricci, perché ogni mattina io dico impariamo qualcosa di nuovo veramente. E soprattutto dobbiamo ascoltare le persone competenti come fate voi, e vi ringrazio. Grazie dottor Ricci, mentre grazie di essere stato con noi. A Gianluca Codognato chiedo che appello vuole fare, ecco, queste bollette, ecco, cosa vuole dire, soprattutto ascoltate, non dovete fare il fai da te, affiancatevi a delle persone competenti, a queste realtà che vi possono dare dei consigli utili. Sì, prego Codognato. Su questo Mirella, è chiaro che sembra che vogliamo farci la pubblicità, in realtà credo che la cosa fondamentale sia sapere, adesso che c'è il mercato, è partito il mercato libero, è finito il mercato tutelato nel gas, a luglio terminerà il mercato tutelato nella luce, la gente si trova in un mercato con 500-600 offerte proposte da 200-300 aziende, quindi è chiaro come fare. Allora, per quanto ci riguarda, ma ripeto, non voglio parlare di Adico, noi abbiamo, parlo del nostro servizio, ma immagino che lo facciano anche altre associazioni, noi proponiamo ogni venerdì un servizio gratuito di analisi della bolletta. E questo serve per orientare proprio l'utente a una scelta consapevole nel mercato libero, che è un mercato selvaggio ma che può anche offrire delle opportunità di risparmio rispetto anche al tutelato. Quindi non pensiamo entriamo nel mercato libero, basta, adesso siamo fregati. Però la bolletta bisogna saperla leggere, anch'io l'ho imparato col tempo lavorando in un'associazione, e non è facile leggerla, ma si può, ed è quello fondamentale. Poi io non so se qualcuno ci ascolterà, ma io mi appellerei ad aziende grosse come Enel, chiedendo se sia giusto un comportamento come quello adottato nei riguardi dei soci di cui ti ho parlato prima, soprattutto anziani, se non sia il caso di venirgli immediatamente incontro, anche perché loro stanno perdendo molti clienti per questo motivo. Quindi un doppio binario, un doppio appello. C'è la possibilità che l'Enel riveda queste tariffe? Allora, ne sta rivedendo, ma solo esclusivamente quando si accorgono di non aver fatto in modo corretto la comunicazione. Per esempio, abbiamo ottenuto un buon rimborso per un socio di Padova, del Padovano, perché Enel ha ammesso di aver mandato la comunicazione in ritardo. Questa è una persona, noi ne abbiamo tanta, se guardate su internet vedete che in tutta Italia è diffusissimo questo problema, temiamo che Enel si sia messa un po' di traverso, noi adesso stiamo andando infatti anche tramite ARERA. Speriamo che si mettano la mano sul cuore perché, ripeto, quando abbiamo Mirella, la persona di 80 anni, non parlo quella di 86, con 2 bollette da 6.000 euro, che perché non ha la pensione minima, ma la persona con la pensione minima che passa da 600 a 1.600 euro di bolletta, ripeto, cosa può fare? Rateizzare. Sì, ma dopo arrivano le bollette successive, quindi hai la rata più le bollette successive. Quindi in realtà una soluzione non c'è, una reale soluzione. C'è anche la paura dell'ignoto, dove vado, come faccio, poi alla fine, all'inizio magari avrò delle tariffe inferiori, ma poi si adegueranno, perché c'è anche questo punto di domanda, e sarà tutto uniforme. Perché poi succederà così, l'abbiamo visto anche con la telefonia. Se ci sono cartelli, sì, allora diciamo il libero mercato può e deve, nasce per quello, ed è per quello che l'Europa lo impone, dovrebbe favorire la concorrenza, quindi l'abbassamento dei prezzi. Nella telefonia è avvenuto che c'è stato un cartello alla fine, però i prezzi si erano decisamente abbassati rispetto alle famose 500 lire a messaggio che si mandava ancora a fine dello scorso millennio. Però la scelta è veramente difficile. Però è vero che l'utente ha la possibilità di fare una scelta consapevole, ovvero non mi trovo bene con un'azienda, ti saluto e vado con l'altra. Però non faccio il fai da te, ma mi affido. No. Ecco, attenzione. Io suggerisco, perché, esatto, suggerisco, suggerisco, scusami se ti ho interrotto, suggerisco di farsi leggere da persone esperte la propria bolletta attuale, si capisce quanto stai pagando, quanti costi aggiuntivi hai, e dopo farsi orientare verso una scelta consapevole verso l'operatore o l'azienda che può essere più favorevole per le nostre tasche, anche per i nostri tipi di consumi. Quindi sì, non è da vergognarsi ad appoggiarsi a una persona esperta. Però fate leggere le bollette da persone competenti e poi valutate se è il caso di cambiare o è il caso di rimanere. Grazie a Gianluca Codognato, responsabile comunicazione Adico, Associazione Difesa Consumatori. Grazie ancora al dottor Ricci. Pubblicità.
Allora, Federfarma Veneto, farmacie dei servizi. La Regione del Veneto approva e uniforma l'uso di locali esterni alle farmacie per l'erogazione delle prestazioni. Contratti di rete tra farmacie che potranno esercitare anche in spazi comuni. Prevista la possibilità di attività fuori degli orari ordinari di apertura al pubblico. Avete sentito quante cose veramente sappiamo questa mattina? Allora saluto no, aspettate un attimo perché ho una telefonata. Maurizio da Conselve, poi presento gli ospiti. Vai Maurizio! Ciao Mirella, intanto saluto gli ospiti e tutti quanti voi in studio. Ascolta Mirella, io sarò veloce. Innanzitutto perdonami se ogni tanto in trasmissione tranquillo, vai. Sbrocco. Ascolta, volevo chiederti se hai sentito che c'è stato un caso, adesso non mi ricordo dove, ma dalle parti nostre, che un signore si è lamentato varie volte che la Caritas del suo paese consegnava i prodotti scaduti. Adesso io non lo so come funziona qua la situazione perché ci vado anch'io eccetera, però mi hanno sempre detto guarda non guardare che per qualche altro giorno puoi benissimo mangiare la cosa. E se ti puoi spiegare, Mirella, sì, poi ti spiego subito okay. Anche da chiarire questo passaggio. Allora, grazie okay. Maurizio che poi spiegherò, ma saluto il dottor Matteo Vanzan, segretario Federfarma Veneto, collegato con noi da Verona, e saluto anche il dottor Enrico Busato, collegato con noi da Treviso, direttore ginecologia ostetrice all'ospedale Canfoncello di Treviso. Grazie anche a lei, dottor Busato, è un pezzo che non ci sentiamo, perciò mi fa molto piacere averla ospite questa mattina. Ma io partirei proprio dal dottor Vanzan, non so se ha sentito dottor Vanzan quello che ho letto, ecco appena perso. Niente, allora passiamo al dottor Busato, che anche le farmacie saranno di aiuto. Cosa ne pensa dottor Busato di questa nuova opportunità? Beh, credo che sia sempre positivo, no, questo aspetto di essere un aiuto. Intanto, scusa Mirella, saluto perché anch'io ho piacere di ritrovarti, ecco, anche se in modalità Skype, ma prometto che la prossima volta cercherò di venire lì da te. E saluto anche i telespettatori che sono presenti sempre, sento sempre in maniera anche viva, partecipi anche con le domande. Ecco, credo che l'aspetto dell'aiuto, ecco, della parte farmaceutica, sai, tutto quello che può dare un aiuto per le persone sia ben accetto, e quando anche si interpone la parte farmaceutica è di sicuro questo un aspetto positivo, io lo vedo. Allora, dottor Busato, prima avevo il dottor Ricci, che è vicepresidente di oncomatologia pediatrica dell'ospedale di Genova, e lui ha dato anche un messaggio per fortuna positivo, ha detto nei bambini, ecco, per fortuna non ci sono questi aumenti di tumore e perciò non è molto preoccupato, e soprattutto riusciamo a dare questi servizi a queste realtà fragili. Invece a lei cosa preoccupa, dottore? Quello che mancava al dottor Ricci sono i medici preparati, ha detto. Prego, dottor Busato, come commenta le parole del dottor Ricci? Beh, io credo che sei prima che mi ero collegato, sentivo si parlava di programmazione. Purtroppo una scorretta programmazione ha fatto sì che anche si arrivasse a questo grosso problema in cui la realtà dei medici, ma anche degli infermieri, ecco, la vediamo ancora tutti i giorni, è difficile perché non permette in alcuni ospedali soprattutto di arrivare a fare i turni di guardia, di emergenza, ecco, non dico gli ambulatori, ma anche coprire i turni di emergenza. Molto un aiuto è arrivato dalle cooperative che hanno messo medici, ecco, come i famosi gettonisti, no, tanto criticati, ma io credo che nonostante questo aspetto per fortuna ci sono stati, perché hanno permesso anche di non chiudere alcuni ospedali. Il problema è che di sicuro la cosa più importante è quello di avere medici, ma soprattutto medici preparati, perché giustamente, ecco, come si diceva, per alcuni settori, tipo la parte oncologica,
è necessario anche avere un'adeguata preparazione. E soprattutto, ecco, alla fine, anche per quanto riguarda la parte oncologica, è necessario che non venga fatta in tutti gli ospedali, almeno certi tipi di tumori. Perché? Perché è l'ospedale hub, cosiddetto, l'ospedale grande, dove c'è molte figure che possono andare interagire anche con, per esempio, la parte nostra di chirurgia ginecologica. Poi noi abbiamo un grosso problema, ecco, che i dati, ecco, è uscito fine dell'anno scorso uno studio in cui sono stati presi 10 anni dal 2010 al 2020 e sono stati valutati i tumori, o meglio, c'è stato un aumento di tumori in questi 10 anni, ultimi 10 anni. Si è visto che la fascia in cui si è evidenziato maggiormente un significativo aumento di tumore è la fascia che va dai 30 ai 39 anni, e per quanto riguarda questa fascia il terzo tumore è il tumore dell'utero, ecco, quindi una parte che mi interessa in primis, e soprattutto è una fascia di età dove ricordiamo che le donne attualmente hanno il primo figlio un'età media intorno ai 32 anni, perché tante cose ne abbiamo già parlato anche in precedenti trasmissioni, tutta la vita sta portando un po' più avanti, no, la ricerca della prima gravidanza. In questo modo però noi ci troviamo anche a rispondere alla richiesta da parte della donna di dire: ma io non ho ancora una gravidanza e posso quindi avere una gravidanza pur con il mio tumore? Bene, ecco, attualmente le risposte sono abbastanza positive per questo, ossia abbiamo anche attualmente l'opportunità di fare quella che chiamiamo una chirurgia fertility sparing, cioè che ha una chirurgia minima che permette poi anche di affrontare una gravidanza. Allora, grazie veramente dottor Busato per queste informazioni che ci sta dando, perché noi dobbiamo sempre imparare al mattino qualcosa di nuovo. Allora, mentre al dottor Matteo Vanzan, che ringrazio, si è collegato, ecco, chiederei questa importante novità, questi locali esterni alle farmacie per l'erogazione delle prestazioni. È un aiuto importante, un aiuto a queste fragilità che veramente con questi medici di famiglia non riescono sempre ad avere, ma non hanno neppure il medico di famiglia a volte. I pronti soccorsi intasati, perciò penso che sia veramente una notizia importante. Prego, dottor Vanzan. Grazie di avermi invitato. Sì, è un'importante novità che dà in là ancora di più, qualora ci fosse bisogno, alla farmacia dei servizi. Stiamo parlando di una novità che consentirà a quelle farmacie in spazi angusti, magari nei centri storici, sto pensando anche a Venezia, nel centro storico di Venezia, che sono impossibilitate a servire un servizio di prossimità, qual è la farmacia, oltre che ovviamente la fornitura del farmaco che avverrà esclusivamente nelle farmacie, però potranno dotarsi all'interno della loro sede farmaceutica anche di altri locali, magari anche in rete con altre farmacie, per offrire alla popolazione, soprattutto quella più disagiata, sto pensando agli anziani o quelli che fanno fatica a muoversi dalla loro abitazione, quei servizi che vengono accorpati nella frase la farmacia dei servizi. Stiamo parlando dell'esecuzione di tamponi, stiamo parlando dell'esecuzione di vaccini anti-influenzali o vaccinazioni Covid, stiamo parlando anche di telemedicina, quale potrebbe essere l'effettuazione sempre in remoto di oltre cardiaci, elettrocardiogrammi, spirometrie e oltrepressori, ovviamente refertati da uno specialista da remoto. E tutta questa serie di opportunità che prima era purtroppo impedita soprattutto alle farmacie di queste località dove all'interno dei propri locali non potevano offrire questi servizi.
per cui la Regione ha pensato bene di dare la possibilità a tutte queste farmacie di poter usufruire anche di spazi esterni. Ovviamente in questi spazi si potranno esclusivamente operare servizi, non la spedizione di farmaci, che dovrà avvenire per forza di cose all'interno della sede originaria della farmacia. Tutta questa serie di servizi va incontro appunto alla legge di 2009 sulla farmacia dei servizi, che dà la possibilità appunto di fare tutte queste prestazioni anche per andare incontro, come osservavate prima e osservava giustamente anche il dottore, per andare incontro alle esigenze della popolazione, ma soprattutto anche per alleggerire le strutture ospedaliere. Ricordiamoci che durante il Covid le strutture ospedaliere sono andate in difficoltà per tutta una serie di motivi che ben conosciamo. Quindi il poter alleggerire il lavoro dei medici all'interno degli ospedali, potendo noi offrire le vaccinazioni antinfluenzali piuttosto che le vaccinazioni Covid, è sicuramente a vantaggio di tutta la collettività e anche dei medici delle strutture ospedaliere con cui collaboriamo costantemente, in modo che loro possano dedicarsi ad altri ben più gravosi impegni. Dottor Vanzan, c'è stato un momento qui nel mio territorio che ho avuto anche delle telefonate che c'era questa carenza di farmaci, eppure addirittura non si trovavano anche dei farmaci salvavita. Noi abbiamo sentito anche che c'erano dei problemi anche in qualche ospedale. Com'è la situazione? Come mai era successo questo e adesso si è normalizzato? Prego, dottor Vanzan. Mi scusi, è andato via un attimo l'audio, quindi non ho sentito bene la domanda. Allora, c'è stato un momento, pochi mesi fa, che mancavano i farmaci. Io ho ricevuto anche delle telefonate, anche addirittura dei farmaci salvavita. E qua il territorio era molto preoccupato perché veramente non si trovavano in nessuna farmacia. Ecco, anche qualche ospedale aveva dei problemi. Abbiamo sentito anche il nostro col direttore generale Benazzi che stava cercando di fare del tutto per cercare di equilibrare. Com'è la situazione adesso e come mai era successo questo? Allora, fortunatamente adesso la situazione sta tornando alla normalità. Ci sono sempre dei farmaci mancanti o carenti a seconda delle indicazioni e effettivamente c'è stato un problema tempo fa. I cui fattori sono abbastanza complessi. È un problema internazionale, non è solo italiano, è un problema internazionale che riguarda sicuramente tutta l'Europa. C'è da dire che noi veniamo da degli anni difficili, ha influito il Covid, l'emergenza Covid, ricordiamoci quanta difficoltà ci fu all'inizio a trovare le mascherine o i tamponi e soprattutto ha influito anche la guerra in Ucraina, in cui di conseguenza sono aumentati e dopo di conseguenza è aumentato anche l'effetto inflazionistico che ha portato a un aumento spasmodico delle materie prime. In particolare sto pensando, per quello che riguarda i medicinali, il costo delle materie per produrli, cioè il vetro o la carta, eccetera. Adesso ci sono confezioni tipo, stiamo parlando degli sciroppi piuttosto che delle soluzioni fisiologiche, che ancora adesso si ha una difficoltà di reperimento dovuto proprio al costo di produzione di questi prodotti. Però stiamo cercando di risolverla ed è stata risolta in gran parte la problematica perché comunque all'interno delle farmacie i farmacisti hanno saputo consigliare un'alternativa valida, quali sono i farmaci generici. Quindi all'interno di una categoria di farmaci fortunatamente esistono molte molecole genericate e per cui siamo riusciti a risolvere consigliando farmaci equivalenti. O in alternativa molte farmacie
che sono dotate appunto di laboratorio galenico, si sono messe a produrre nell'emergenza acuta anche in prima persona principi attivi che era difficile recuperare. Però, ripeto, ad oggi la situazione è veramente tornata, non dico normale, però molto migliore rispetto a un anno fa. Senta, dottor Vanzà, ma non è che abbiamo anche delocalizzato un po' troppo? Noi non facciamo più niente qua in Italia, dobbiamo andare a prendere tutto all'estero. Ecco, pensavamo anche alle mascherine, tutto dalla Cina, dall'India. Eppure non è che siamo secondi a nessuno e non eravamo secondi a nessuno. Forse ci siamo dimenticati che abbiamo veramente della creatività che potremmo sfruttare anche qua in Italia. Cosa ne pensa, dottor Vanzà? L'Italia, dal punto di vista della creatività, della laboriosità, non è uguale al mondo sicuramente. Ma lo sono l'esempio delle piccole e medie imprese che sono il fiore all'occhiello della produttività italiana. Ovviamente noi nell'anno 2024 viviamo in un mondo globale e la globalizzazione comporta la delocalizzazione di alcuni prodotti, di merce, eccetera, in altri paesi. Per cui se va in difficoltà, come siamo andati in difficoltà noi durante il Covid, tutta la comunità europea, o se va in difficoltà un paese perché minacciato dalla guerra come l'Ucraina, di conseguenza, essendo che noi viviamo in un mondo globale, andiamo in difficoltà tutti quanti. Avete capito come funziona? Allora, dottor Busato, la mia domanda è anche questa, invece, è la prevenzione. Quanto importante è la prevenzione? Siamo nel 2024 ma non ne facciamo mai abbastanza, c'è ancora qualcuno che non ascolta l'importanza della prevenzione, perché abbiamo la possibilità di curare anche certi tumori, abbiamo la possibilità di intervenire in tempo. Prego, dottor Busato, c'è abbastanza ascolto sulla prevenzione anche da parte del pubblico femminile? Ma noi stiamo facendo una campagna molto importante anche come reparto assieme all'associazione Acto Trivenica, cioè l'Alleanza contro il tumore ovarico, un'associazione che sta portando avanti molto l'aspetto preventivo. Perché? Perché in alcuni tumori la prevenzione è estremamente importante. Ricordiamo che da poco sono usciti i dati in Svezia dove è stato evidenziato che le coorti di ragazze che avevano fatto la vaccinazione contro il papillomavirus attualmente hanno portato a zero, dico zero, perché non c'è stato nessun caso né di lesione pretumorale né di tumore del carcinoma, appunto carcinoma della cervice, della porce, del collo dell'utero, ecco, perché sappiamo che la vaccinazione contro il papillomavirus è l'unica vaccinazione che ha un effetto contro un tumore. E purtroppo questa, a causa del periodo Covid, ecco, dove la vaccinazione, lo sappiamo, insomma, no, le difficoltà che ha comportato ha fatto sì che ci fosse anche un calo drastico della vaccinazione per quanto riguarda il papillomavirus. Noi stiamo cercando di andare a parlare anche sulle scuole, perché io credo sia importante lì andare a parlarci direttamente ai giovani per spiegare bene qual è l'esito, ecco, e l'efficacia di questo vaccino. E ricordiamoci, ecco, che se portare a zero un tumore non è una notizia, no, così che passa magari in sordina, perché ci sono tante altre adesso, no, come anche il dottor Vanzan accennava, c'è il discorso della guerra, no, in Ucraina e di tutte le altre guerre che ci sono e che hanno anche un peso maggiore d'altra parte. Però ricordiamoci, ecco, che la prevenzione da questo lato è estremamente importante, quindi battere sulla vaccinazione nelle ragazze, perché sappiamo che la vaccinazione contro l'HPV, il papillomavirus,
ha la maggiore efficacia quando viene fatta in un'epoca intorno agli 11-12 anni, dove la ragazza non ha ancora avuto rapporti sessuali, perché sappiamo che la trasmissione è la via sessuale. L'altra cosa importante, no, Mirella, che anche tu lo ribadisci sempre, è quella di cercare di fare una visita ginecologica almeno un anno e mezzo, in maniera tale da andare a controllare la situazione uterina, andare a controllare la situazione ovarica. E poi alla lettera che vi arriva, no, a casa della nostra sanità sotto questi aspetti, anche all'inizio gli altri ospiti avevano detto che la sanità del Veneto funziona pur con tutte le sue difficoltà, ma il fatto di ricevere a casa la comunicazione per andare a fare il PAP test, ecco, l'HPV test, quello che si chiama ora, rispondiamo, andiamo a quell'incontro lì, a quell'appuntamento che ci viene fissato, perché lì è importante, in quanto si passa poi, nel caso ci fossero, no, delle alterazioni, ad un ambulatorio di secondo livello che è qui a Treviso, che gestisce tutti i casi dell'azienda US2, e poi qualora ci siano delle problematiche viene presa in carico nel nostro reparto, nel mio reparto. Anche l'importanza della mammografia, ricordiamoci, ecco, anche questo, rispondere a quelle lettere è estremamente importante. C'è una volta che la sanità funziona, è gratuita, approfittiamone. Vede, dottor Busato, quello che ha detto lei lo condivido, specialmente culturalmente, entrare nelle scuole. Ecco, è da là che dobbiamo iniziare, perché finché qualcuno di noi non riuscirà a capire l'importanza della prevenzione, perché facciamo come gli struzzi, mi vo combatta, metto la testa sotto, non vedo, non sento, perciò mi tengo, anche se ho il male me lo tengo, non ne voglio sapere. E no, non può funzionare così. Però non siamo stati preparati culturalmente, non siamo stati preparati a crescere con la prevenzione. E invece è fondamentale, perché è da bambino che riesce a capire l'importanza. E i bambini sono attenti, sono intrigati, sono molto... Anche i ragazzi, io penso che forse anche non solo entrare nelle scuole, ma portare questi ragazzi all'interno degli ospedali, questi auditorium che abbiamo, queste sale meravigliose, di farli partecipi, perché loro vogliono essere intrigati. Io sono convinta, dottor Busato, che si sono un po' stancati della lezioncina in classe. In che senso? Una volta si parla di tumore, una volta si parla di volontariato, ma finito là si dimenticano tutto. Se noi invece li intrighiamo, li accompagniamo in questi percorsi, dove anche loro possono toccare con mano quella che è la realtà, la prevenzione, la malattia, ecco, la paura, il dolore, forse li intrigheremo di più. Questa è la mia idea, però bisogna portarli, andarli a prendere e portarli, perché sennò non riusciremo a far capire loro l'importanza della prevenzione. Basta vedere il fumo aumentato sui giovani, si drogano, bevono, eppure che informazione facciamo? Però non basta, dobbiamo intrigarli in qualche altra maniera. Cosa dice, dottor Busato? Poi sentiamo anche il dottor Vanzan. Sai Mirella, hai toccato un punto estremamente importante, perché lo condivido, ecco questo, perché adesso sai, noi cominceremo qui ad aprire, anche andare in alcune scuole con persone che porteranno la loro testimonianza anche per quanto riguarda per esempio l'endometriosi, perché anche quella è una patologia poco sì sappiamo, ecco, che c'è, ma alla fine è un'informazione, no? E nessuno se ne intende, tanto è vero che alle volte passano anche 7-9 anni prima di arrivare alla diagnosi di endometriosi. Allora cominciamo ad andare alle scuole, portiamo la testimonianza di chi ha vissuto il problema. E poi ecco, mi hai dato uno spunto per vedere, di questo magari ne parlerò alla prima occasione anche con il direttore generale, con il dottor Benazzi, ecco, perché credo ce l'ho forse... ospite mercoledì, glielo dico anch'io, dottor Busato, perché veramente bisogna accelerare con questi ragazzi, se no li perdiamo. Certo. Ecco, io nella scuola ne vedo 10 di attenti e 20 che fanno tutte altre cose, perciò dobbiamo intrigarli in maniera diversa, coinvolgerli in maniera diversa, se no non ce la facciamo più. Ecco, sono diventati un po'
così, sì, sento, ma non mi interessa più di tanto, giocano con questi cellulari che li hanno ancora in classe, questa è la verità. Ecco, dobbiamo forse cercare di arrivare a loro con un ascolto diverso. Questa è la sensazione che ho, dottor Busato, e ne parlerò anche al dottor Benazzi, che come al solito verrà a fare gli auguri di Pasqua a Sveglia Veneti, come parlerò di queste, a mio avviso, corsie preferenziali che dobbiamo dare ai diversamente giovani. Dagli 80 anni in su non è possibile che aspettino delle visite mesi, da 80 anni in su dobbiamo fare delle corsie preferenziali per questi diversamente giovani che sono i nostri scrigni magici. Lo facciamo per le donne in gravidanza, cerchiamo di farlo anche per queste persone che hanno tutto il diritto di essere visitati nei tempi che per legge aspetterebbero loro di diritto. È che si informano poco, ma ci sono questi tempi e qualcuno dovrebbe rispettarli. Dottor Vanzan, quello che invece vorrei chiedere a lei, io ho avuto ospite per diverse volte posso aggiungere? Sì, dottor Silvio Garattini, il quale dopo l'aggiunge, dottor Vanzan, perché devo correre col tempo e siamo in chiusura. Il professor Garattini, Silvio Garattini, che ha detto che prendiamo troppi antibiotici e troppi integratori. Ecco, come risponde? Poi naturalmente aggiunga quello che vuole, prego. Sì, effettivamente c'è un problema di antibiotico resistenza. Infatti anche noi con la Regione Veneto collaboriamo e stiamo facendo appunto dei protocolli per verificare se c'è un abuso o meno di questi prodotti. Effettivamente l'antibiotico resistenza è un problema che è molto rischioso, perché viene a volte usato un antibiotico senza nessuna motivazione, ecco, per cui è fondamentale l'apporto innanzitutto del medico di medicina generale o del medico specialista, che è l'unico competente e autorizzato a prescrivere un antibiotico, ecco, perché l'antibiotico necessita di prescrizione medica, e per cui bisogna fare molta attenzione ad un uso improprio di questi prodotti, perché possono venire usati a volte in modo sbagliato per patologie che non hanno nulla a che fare con la terapia antibiotica. E quello che volevo aggiungere io, rispetto alle parole che condivido in pieno del dottor Busato, è che è veramente fondamentale la prevenzione, soprattutto in ambito di prevenzione tumorale. Noi come farmacie venete siamo stati coinvolti dalla Regione Veneto sullo screening del colon retto, e le oltre 1400 farmacie nel solo anno 2022, cito alcuni dati, hanno raccolto oltre 900.000 campioni, con una copertura appunto di circa 1 milione di persone. Il target a cui si è rivolta la Regione Veneto attraverso la struttura delle farmacie è il target di popolazione dai 50 ai 79 anni. Però una cosa positiva è che da quest'anno, da fine 2023, la Regione ha deciso di estendere appunto lo screening anche ai pazienti dai 70 ai 74 anni, ecco, finanziando di tasca propria, e quindi è un importante risultato che si dà la possibilità a più persone all'interno della popolazione veneta di accedere a questi screening del colon retto, che sono fondamentali, come diceva giustamente il dottor Busato prima, per prevenire eventuali masse tumorali e intervenire immediatamente. L'altra cosa che riguarda i giovani, dicevate bene prima, bisogna fare informazione scientifica corretta, ecco, non basata su quello che magari qualcuno va a vedere su internet, che per la maggior parte sono fake news, eccetera. Adesso per esempio noi siamo stati allertati dal protocollo operativo nazionale del Ministero su un
probabile ipotetico allarme fentanyl o derivati del fentanyl che sono tutta una fascia di farmaci oppioidi, per evitare appunto l'emergenza che si è verificata negli ultimi anni negli Stati Uniti. Ricordiamo solo un dato: il fentanyl, la cosiddetta pillola degli zombie, ha provocato negli Stati Uniti nell'anno 2021 oltre 100.000 morti. Ora in Europa è molto circoscritto il fenomeno, perché sono poche centinaia i casi di morte dovute a overdose di fentanyl. Però bene ha fatto il Ministero della Salute ad allertare una task force per prevenire eventuali sviluppi di questo problema, che colpisce purtroppo soprattutto i giovani. Ha fatto bene, dottor Vanzan, la ringrazio di questo, perché l'avevo letto anch'io. C'è arrivato qualche caso anche qua, purtroppo c'è già, cioè non è che proprio non sia arrivato, ma per fortuna si sono accorti e stanno cercando di mettere a riparo, ecco, e soprattutto di coinvolgere gli addetti ai lavori, perché non finiamo mai forse di sapere quanto male stanno facendo i nostri ragazzi. I nostri ragazzi purtroppo quando escono di casa o da scuola hanno un amico dietro l'angolo. Questo qualcuno non si rende conto, eppure c'è questo problema. C'è un problema di droga, di alcol, di fumo che ha dei livelli veramente incredibili. Io ho avuto anche il professor Tirelli ospite, ha detto: è inutile che leggiamo sul pacchetto di sigarette che il fumo fa morire, che poi vediamo questo aumento che c'è, bisogna agire in maniera diversa. Questa è la realtà e culturalmente dobbiamo crescere e far crescere i nostri ragazzi nella maniera anche di intrigarli in maniera diversa, perché fino adesso li abbiamo solo annoiati e loro si stanno facendo veramente molto male. Dottor Busato, come ci saluta? Ormai siamo in chiusura, prego. Beh, io spero, sai, che anche queste trasmissioni possano influenzare in maniera positiva magari le persone che stanno ascoltando, che possano poi, no, con il passaparola dire: guarda che ho sentito questo, cerchiamo di aiutare, anche la vaccinazione, ecco, di cui abbiamo parlato, il lavoro grosso, ecco, anche con le farmacie è importante, perché stiamo vedendo adesso, stavamo anche valutando di organizzare una campagna contro il papillomavirus anche con le farmacie, perché la farmacia è passata, no, da classico dispensario, come si chiamavano, di farmaci, ad una componente attiva nella società. Abbiamo visto il ruolo che hanno avuto, ecco, durante anche il periodo Covid, cioè le persone andavano prima lì e questo è stato importante. Quindi con le farmacie credo bisogna che recuperiamo e cerchiamo quanto più possibile che ci diano una mano in questo senso. E poi, ecco, come dicevi, ho fatto mia, sai, quella frase... Veloce, dottore, sono in chiusura. Bene, prenderseli e portarli a vedere gli esiti, ecco, anche da noi, di giovani, invogliarli, ecco, non solo fare la lezione. Ecco, questo chiudo e ti ringrazio anche per queste opportunità, Mirella. Grazie anche al dottor Enrico Busato, direttore ginecologia ostetricia ospedale Canfoncello di Treviso. Grazie ancora al dottor Matteo Vanzan, segretario Federfarma Veneto. Grazie. Adesso andiamo a mangiare a pranzo con la proposta di Mirella. Maccheroni al sugo di puntarelle, costine di maiale. Molti pensano che i maiali amino solo rotolarsi nel fango. In realtà non è affatto così. Ai maiali piace stare al pulito e all'asciutto, e quando hanno la possibilità di scorazzare all'aria aperta su un bel prato verde, si trovano finalmente a loro agio. Ingredienti per 4 persone: 320 grammi di maccheroni, 400 grammi di puntarelle, le costine di maiale, 3 cucchiai d'olio d'oliva, una cipolla, una carota, una costa di sedano, 250 grammi di passata di pomodoro, parmigiano grattugiato, sale e pepe.
Tritate finemente la cipolla, la carota e il sedano. Rosolate il trito in casseruola nell'olio di oliva, rimestandolo fino a quando inizierà ad appassire. Aggiungete le costine e fate rosolare anche queste rigirandole con cura. Quando le costine saranno ben rosolate da entrambi i lati, versate nella casseruola prima il vino che farete evaporare a fiamma alta e poi la salsina e ancora un bicchiere d'acqua salata. Coprite il recipiente e fate cuocere piano per un'ora. Sorvegliate il fondo. Nel caso si asciughi troppo, aggiungete qualche altra cucchiaiata d'acqua bollente. A cottura ultimata, levate dalla loro salsa le costine e tenetele da parte. Lessate quindi la pasta, scolatela al dente. Versatela immediatamente nel recipiente del condimento e rimestatela con cura. Poi, fatte le porzioni, dopo averle cosparse di formaggio grattugiato e di pepe, poggiate in cima a ciascuna di esse la giusta razione di puntarelle e servite. E buon appetito!